Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. È un primo maggio, diverso dal solito quello che stiamo vivendo oggi, un primo maggio inedito, straordinario, come straordinaria è l'emergenza che stiamo vivendo da oltre 2 mesi a questa parte. Abbiamo titolato questa nostra edizione straordinaria sul lavoro che non c'è, la festa del lavoro che non c'è, perché per molti purtroppo è così, tra casse integrazioni, ammortizzatori sociali, piccoli artigiani che hanno abbassato da settimane le loro serrande, chissà quando riapriranno, come e se. Tanti, troppi interrogativi, poi ci sono i dati di una crisi che si preannuncia davvero inedita. Soltanto ieri è stata fatta una modifica al DEF, al documento di economia e finanza del governo, con una previsione di crollo del PIL di circa il 10%. Le stime quindi si stanno in qualche modo modificando in senso peggiorativo giorno dopo giorno. Ieri è stata la giornata di Conte alla Camera, della bagarra alla Camera dei Deputati, aula che è ancora occupata dalla Lega, dai parlamentari della Lega. Il dibattito politico è infiammato sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione, con tantissimi distinguo. Fortissimo l'intervento di ieri di Matteo Renzi contro il Premier Conte, eppure Renzi fa parte di Italia Viva, che è una delle azioniste di questa maggioranza. Quindi il clima è assolutamente incandescente. In Veneto cosa è successo? In Veneto il governatore Zaia va per la sua strada, ha riconfermato le sue ordinanze di allentamento, ma dice sono nell'alveo delle mie competenze, delle competenze della regione, e dice noi non vogliamo contrastare nessuno, ci stiamo coordinando con tutti. Dicevamo il lavoro che non c'è. Il lavoro che non c'è ovviamente parte da una fotografia scattata anche ieri dai sindacati a livello unitario, CGIL, CISL, UIL, decine di migliaia di posti di lavoro che mancano all'appello in Veneto, e una situazione appunto che va peggiorandosi. Nonostante questo, lunedì torneranno a lavorare oltre 4 milioni di persone in tutta Italia, più di 400.000 soltanto in Veneto. Dal 4 di maggio saranno attivi il 77% delle aziende e l'84% degli occupati. Questo quindi da lunedì il Veneto ritornerà a ripopolarsi. Siamo in collegamento via Skype con Cristian Ferrari, il nostro primo ospite. Cristian Ferrari, che è segretario generale della CGIL del Veneto. Buongiorno Ferrari. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e soprattutto e nonostante tutto buon primo maggio a tutti. Buon primo maggio Ferrari. Ecco, che primo maggio è quello che stiamo vivendo? Ci può dare anche qualche data, qualche cifra, qualche numero? Sì, è un primo maggio anomalo che cade in un momento drammatico per tutti, per l'insieme, diciamo così, delle dimensioni sociali e soprattutto anche per il mondo del lavoro. Tra l'altro è la prima volta dal dopoguerra che le piazze anche del Veneto rimarranno vuote, il giorno della festa dei lavoratori. Questo ovviamente è per noi un sacrificio doloroso, ma è un sacrificio necessario come tutti, perché anche in questo modo si tutela la salute pubblica. Ovviamente siamo ancora nel pieno di una crisi sanitaria tutt'altro che risolta, e questo a nostro giudizio è il punto prioritario, ma già iniziamo a sentire nella carne viva della nostra società, anche del nostro tessuto produttivo, tutte le conseguenze, le ricadute dirompenti, direi, sul piano economico e anche sul piano occupazionale. Lei prima citava alcune cifre che danno un po' la dimensione, soltanto purtroppo i contorni di quello che emergerà sempre più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Innanzitutto il mercato del lavoro nel nostro Veneto. Rispetto all'anno scorso noi contiamo ad oggi 50.000 posti di lavoro in meno. Spiego un attimo questo concetto. Fortunatamente il governo nazionale nel decreto marzo ha sancito il principio
per cui non si può licenziare per motivi economici. C'è un divieto di licenziamento che riguarda tutte le imprese e tutto il tessuto produttivo, da un dipendente fino alle più grandi. Quindi queste cifre, questi meno 50.000, riguardano in particolare mancate assunzioni che sarebbero dovute essere attivate proprio in questa fase. Sto parlando del vasto mondo del lavoro stagionale, ad esempio, pensiamo soltanto al turismo, che proprio in queste settimane iniziava il suo ciclo più vitale e che purtroppo, come noto, è uno dei settori colpiti in maniera più drammatica, ma pensiamo anche ad altri ambiti, servizi, commercio, la stessa agricoltura e così via. Quindi i meno 50.000 sono innanzitutto mancate assunzioni di stagionali, di tempi determinati, di precari, di rapporti di lavoro, per così dire, temporaneo. Fortunatamente non abbiamo ancora registrato, proprio per il motivo che dicevo prima, l'impossibilità di licenziare nessuno in questa fase qui, un calo del tempo indeterminato, ma è evidente che si tratta di una realtà, per così dire, dopata appunto da questo assolutamente opportuno e importante scelta di congelare tutto per tentare di resistere in questa fase di lockdown economico. Tra l'altro L'altro Ferrari, questa misura il governo ha annunciato che sarà prorogata, quindi si va verso un'ulteriore moratoria dei licenziamenti, per fortuna. Dall'altro lato c'è un'esplosione degli ammortizzatori sociali e delle casse integrazioni in particolare. Com'è la situazione? Ci sono tanti telespettatori che ci chiamano, molti sono ancora in attesa della liquidazione. L'impressione, forse anche la certezza, è che ci siano tante tipologie di ammortizzatori sociali, di casse integrazioni per causa Covid. Ogni azienda ha una sua classe dimensionale, ci sono le aziende che hanno anticipato, quelle che non hanno anticipato. Ecco, si può scattare una fotografia di questi ammortizzatori sociali e cosa possiamo dire a quei lavoratori che ci stanno seguendo e che non hanno visto ancora liquidata la somma che spetta loro? Sì, noi abbiamo l'altra faccia della medaglia del divieto di licenziamento, è l'estensione, come mai si era vista, della copertura degli ammortizzatori sociali. Tra l'altro il prossimo decreto annunciato per aprile, ma ormai siamo a maggio, quindi il decreto maggio dovrebbe ulteriormente coprire anche pezzi di mercato del lavoro, di mondo del lavoro che non lo erano stati nel primo provvedimento. Qui in Veneto siamo totalmente ad oggi, queste sono le cifre, ci sono 700.000 domande di sospensione e quindi di cassa integrazione che riguardano il lavoro dipendente. Stiamo parlando di tutte le tipologie. Come diceva lei, purtroppo in Italia abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali molto frammentato e articolato e uno dei temi che a mio giudizio si pone dopo questa fase sarà quello di ricostruire un sistema unico universale, perché tra cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegno ordinario FIS, eccetera, eccetera, ci troviamo un sistema che non si capisce il motivo per cui, se non quello che si è costruito in via sedimentata nel tempo, debba articolarsi in questa maniera. 700.000 quindi lavoratori dipendenti in cassa integrazione oggi in Veneto, e ovviamente è la conseguenza della sospensione delle attività produttive che purtroppo abbiamo dovuto determinare in queste settimane. A questi si aggiungono 130.000 stagionali del turismo e operai agricoli che non rientrano all'interno dei normali sistemi di ammortizzazione come la cassa integrazione, ma che hanno usufruito, così come il lavoro autonomo, dell'indennità dei 600 euro. Se a questo aggiungiamo 135.000 lavoratori autonomi veneti che hanno chiesto e ottenuto i 600 euro, noi abbiamo complessivamente in Veneto oggi qualcosa come 973.000 lavoratori dipendenti o autonomi, stagionali o a tempo indeterminato che sono in sospensione e sono nell'ambito della copertura degli ammortizzatori sociali. È una cifra mai vista nella storia. In poche settimane si è concentrato un numero di sospensioni, un numero di richieste di cassa integrazioni che non si sono mai viste. Guardate, queste cifre solitamente vengono gestite nel corso di mesi se non anni.
Questo spiega anche l'iniziale ritardo con cui è stato, diciamo così, sono state evase queste richieste, sono state istruite da parte degli organi competenti, lo ricordo, l'INPS che alla fine paga. Per quanto riguarda la cassa in deroga è la regione, sono le regioni a gestirla direttamente. Abbiamo registrato nelle prime settimane un ritardo, devo dire onestamente che entrambi queste istituzioni si sono organizzate e oggi stanno smaltendo tutte le domande e siamo ormai per la cassa ordinaria sostanzialmente in tempo reale, vengono attivate le richieste man mano che arrivano. Abbiamo anche sbloccato la cassa in deroga, sono arrivate 30.000 domande di cassa in deroga al weekend scorso dal Veneto all'INPS e si conta la settimana prossima di esaurirle tutte. Ovviamente c'è un problema, riguarda il FIS, ossia il terziario, tanto per capirci, il commercio e tutto l'ambito che Quindi non è... il FIS, che sarebbe Ferrari, il fondo di integrazione salariale. Il fondo di integrazione salariale che dà diritto ad un assegno ordinario sostanzialmente paragonabile alla cassa integrazione normale, ma che ha tutto un suo, diciamo così, sistema sia organizzativo che normativo diverso. C'è stato un problema di gestione dell'infrastruttura informatica che ha messo in fretta e in furia, diciamo così, in piedi l'INPS. Qui si è registrato un ritardo, abbiamo incontrato il direttore regionale dell'INPS proprio nei giorni scorsi e io però devo dare atto che si stanno facendo degli sforzi straordinari, perché gestire questa mole di domande era materialmente e oggettivamente impossibile da evadere immediatamente. Per quanto riguarda invece l'assegno, l'indennità, lavoro autonomo, stagionale, agricoli e così via, i famosi 600 euro che dovrebbero diventare 800 a partire dal mese di aprile col prossimo decreto, quel tipo di indennità è stata sostanzialmente erogata praticamente a tutti. Questo è un po' il quadro. Va detto che ci sono anche delle classifiche pubblicate in queste ore da alcuni quotidiani nazionali che il Veneto è tra le regioni del nord e l'Italia in generale ad aver evaso il maggior numero di pratiche. Peggio ha fatto la Lombardia e altre regioni, quindi da un punto di vista generale siamo anche qui, possiamo parlare di un modello veneto per quanto concerne la gestione degli ammortizzatori sociali, nonostante tutte le difficoltà che si stanno riscontrando nella quotidianità. Quindi lei si sente di rassicurare chi è a casa, ci sta guardando e aspetta la liquidazione di queste somme. Rassicurare è una parola grossa in questi momenti, in queste settimane, ma sicuramente c'è la certezza che i soldi arriveranno a breve, se non sono già arrivati, e soprattutto c'è la certezza, questo è l'impegno che prendiamo anche come organizzazione sindacale, di fare di tutto e di più per tenere in piedi questo sistema di copertura universale anche nei prossimi mesi per tutto il tempo che sarà necessario per sostenere il reddito di lavoratori e famiglie. Questo è un punto fondamentale. Nel momento in cui purtroppo per questo meteorite, passatemi l'espressione, che ci è arrivato in testa, noi dobbiamo gestire una grave crisi e ricaduta economica, è chiaro che dobbiamo fare in modo di tenere in piedi le imprese, quindi è importante anche l'altro versante, che è quello della liquidità, che è quello del sostegno alle imprese, tenerle a galla, impedire che affoghino in questa fase di transizione e dall'altra parte di garantire una continuità di reddito per quanto ridotta, per quanto limitata, perché ricordiamoci che stare in cassa integrazione, stare a casa non è soltanto, diciamo così, una pena per chi vorrebbe lavorare, ma è anche un sacrificio da un punto di vista economico. L'assegno di cassa integrazione non è certo l'assegno che un lavoratore prenderebbe andando a lavorare. Mediamente arriviamo al 70-80%, quindi c'è anche un sacrificio economico che le famiglie stanno facendo, non è che uno Certo. si diverte a stare a Parliamo, casa. Ferrari, sono assegni di circa 800 euro mediamente. 800-900 euro, esatto. Questo è il livello medio dell'importo dell'indennità di cassa integrazione. Questo ovviamente ha effetti già immediati, ma avrà effetti anche poi differiti nel tempo,
breve, medio periodo sui consumi interni. Di fatto si sta innescando un pericoloso effetto domino da questo punto di vista. Si va a incidere sulla capacità di spesa delle famiglie. Non c'è dubbio, questo è l'altro corno del problema. Abbiamo discusso, stiamo discutendo molto del lato dell'offerta, ossia del sistema delle imprese che purtroppo oggi è bloccato da provvedimenti di tutela della salute pubblica, perché non dimentichiamoci che qui non è che qualcuno ha deciso di fare un dispetto e si chiude o non si apre per chissà quale motivo. Noi siamo nel pieno di un'emergenza sanitaria, dobbiamo affrontarla, gestirla, controllarla, riaprire certo, ma riaprire con prudenza, con gradualità, perché superare l'emergenza sanitaria è la prima misura anche economica per poter poi ripartire, riattivare il sistema delle imprese. Ma oltre a questo c'è l'altro corno del problema, dicevo prima, che è la caduta della domanda. Probabilmente l'aspetto molto più pesante di tutti, quello che dobbiamo ancora misurare. Da lunedì prossimo ripartiranno, come ricordava lei, molte imprese, la stragrande maggioranza del sistema produttivo del Veneto. Il punto è, queste imprese troveranno, uno, i fornitori e due, soprattutto i clienti? Perché questo è il punto, non serve, non basta soltanto riaprire, bisogna riattivare la domanda e da questo punto di vista sarà fondamentale anche in questo l'intervento pubblico, l'intervento dello Stato. Noi abbiamo bisogno di sostenere i redditi con gli ammortizzatori e quindi la capacità di spesa per quanto minima e soprattutto abbiamo bisogno di mettere in campo quanto prima un piano straordinario di investimenti pubblici che sostenga la nostra economia nel momento in cui il settore privato è in questa condizione così difficile. Ferrari, guardiamo insieme un servizio che fa il punto sul manuale della riapertura che la Regione ha concertato con tutti, anche con le parti sociali. Quindi poi facciamo un commento proprio sulla questione della sicurezza. Manderei in onda quindi il servizio, chiedo alla regia dell'assessore Lanzarin che spiega questo nuovo manuale. Sentiamo Lanzarin. Varato dalla Regione del Veneto il manuale per la riapertura delle attività produttive e inviato a tutte le parti sociali. È l'equivalente del testo sacro per la cosiddetta fase 2, con una grande e sostanziale novità. Non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e a discrezione del datore di lavoro misurare la temperatura corporea del proprio dipendente. Un approccio sicuramente che è passato dal Comitato Scientifico Nazionale e quindi all'avallo di chi ha dato un parere rispetto appunto a questo tipo di approccio. Testo redatto sulla base del progetto pilota Made in Veneto con cui 8 aziende del Padovano, con 1274 lavoratori coinvolti, che si erano prestate a continuare la produzione con tutta la serie di modalità ora previste nel manuale in questione, il cui esito è stato molto importante ai fini della rilevazione della positività al Covid-19 all'interno delle aziende. Perché su questo quantitativo di lavoratori la presenza di casi positivi è del 0,4%, quindi minima. Ci sono tutta una serie di ditte che hanno chiesto di partecipare, quindi ci sarà la fase 2 con tutta una serie di ditte, sono molte, insomma anche in tutte le province in cui poi invieremo insomma tutte le varie condizioni. Chiudo con così diamo anche completezza di tutti quelli che sono le attività. I controlli Spisa sono arrivati ad oggi a 7.576 controlli per circa 300.000 lavoratori. Questi i dati dell'assessore Lanzarin della Regione del Veneto. Ferrari, chiedo a lei che ogni giorno è in trincea con i suoi colleghi del sindacato. C'è da stare tranquilli sul fronte della sicurezza. Le nostre fabbriche, i nostri luoghi di lavoro sono sicuri? No, non c'è da stare tranquilli, lo dico onestamente, e questo è uno dei motivi che suggerirebbero molta prudenza più che le forzature o le fughe in avanti per riaprire tutto. Purtroppo abbiamo visto un progetto pilota che è assolutamente meritorio, molto importante, abbiamo partecipato anche noi nel definire quello che è la ricerca di un modello organizzativo e sanitario di vigilanza rispetto alle imprese
ma appunto di sperimentazione, di progetto pilota si parla. Guardi, questo progetto è iniziato con quei numeri che diceva l'assessore Lanzarin, terminerà, sono arrivate 71 candidature da tutto il Veneto di aziende per essere oggetto appunto e partecipare a questo percorso, riguarderà 10.805 lavoratori. Ecco, al lavoro in Veneto lunedì ci saranno 1.200.000 lavoratori, quindi è una dimensione assolutamente sperimentale, un campione marginale. Il punto vero è che noi dobbiamo dal lunedì garantire la salute e sicurezza in un vastissimo tessuto produttivo che tra l'altro non è fatto solo delle grandi aziende medie strutturate, quelle dove ci sono i rappresentanti sindacali, ci sono strumenti di confronto, ci sono sicuramente anche percorsi di messa in sicurezza che sono già stati attivati in queste settimane, magari erano già operative. Noi dobbiamo soprattutto concentrarci nel vasto mondo delle piccolissime imprese, che è poi alla fine il cuore e, se mi permette, anche la spina dorsale del sistema produttivo del Veneto. E qui purtroppo abbiamo dei problemi, questo è il punto. Le faccio un esempio, i dispositivi di protezione individuale minimali. Tutti i lavoratori dovrebbero avere la loro mascherina, se non addirittura i guanti e così via. Stiamo parlando di, appunto, solo per il lavoro dipendente 1.200.000-300.000 mascherine al giorno. La domanda è: ci sono queste milioni di mascherine ogni settimana? La risposta retorica purtroppo è ancora no. Quindi il lavoro da fare è tantissimo, giusto concentrarsi in alcune realtà più, ripeto, strutturate, ma noi dobbiamo garantire una copertura generale. Il protocollo che è stato firmato dalle parti sociali a Roma la settimana scorsa ci dà degli strumenti, prevede dei comitati aziendali con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e ovviamente dell'impresa per attuare quelle misure. Sono misure sui dispositivi, sono misure sul distanziamento, sulla riorganizzazione logistica oppure dei turni, degli orari. Noi dobbiamo ripensare l'organizzazione del lavoro in funzione di tutela e prevenzione sanitaria. Questi comitati nelle aziende in cui ci sono i rappresentanti sindacali sono già stati o saranno attivati da lunedì. Il problema è l'altro mondo dove, ad esempio, la rappresentanza sindacale non c'è. Il protocollo prevede un altro strumento alternativo che sono i comitati territoriali, cioè a livello provinciale con il coinvolgimento di tutte le parti sociali, delle istituzioni, degli organi di vigilanza per sostenere e aiutare anche il tessuto produttivo più piccolo ad attuare le misure che sono indispensabili. Certo. Prima la salute oggi è un principio non solo sanitario ma anche economico. Se sbagliamo il passo di questa ripartenza e facciamo riattivare purtroppo anche il contagio, noi rischiamo di ritornare indietro e anche peggio di prima. Quindi questo è davvero un interesse comune che deve vedere un impegno di tutte le parti sociali. Il sindacato chiaramente c'è e ci sarà fino in fondo a partire da lunedì. Ferrari, io la ringrazio, buon 1° maggio ancora, ha lanciato un messaggio forte e chiaro sul fronte della sicurezza. Fino a un anno fa si parlava di morti bianche, di infortuni. Oggi prendiamo atto di questa gravissima emergenza sanitaria e agiamo di conseguenza. La ringrazio per la sua disponibilità e i dati. Buon 1° maggio ancora, arrivederci. Buon 1° maggio, arrivederci, grazie. Adesso riusciamo a collegarci in diretta, è pronto come sempre in prima linea anche oggi, 1° maggio, il nostro Filippo Fois da Marghera, all'esterno dell'unità di crisi, con Paola Barbato. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, tra poco ci sarà il consueto punto stampa del Presidente Zaia dalla sede regionale della Protezione Civile del Veneto. Naturalmente i temi di cui stavi discutendo ora con il segretario generale della CGIL saranno presumibilmente sul tavolo dell'incontro odierno, perché si tratta appunto di un appuntamento, quello della riapertura delle fabbriche, che era molto atteso e che finalmente sta arrivando. Il conto alla rovescia, possiamo dire,
settembre è quasi finito, oggi 1° maggio tra l'altro è la festa dei lavoratori ed è una festa che mai si sarebbe pensato di dover festeggiare in questo modo. Come vedete alle mie spalle non c'è veramente nessuno. Generalmente negli ultimi giorni avevamo assistito a un ripopolarsi di questo quartiere di Marghera. Oggi con la festività naturalmente è tutto chiuso e non si vedono neanche persone in giro. Parlavamo, Filippo, di un 1° maggio, della festa del lavoro che non c'è. Anche il presidente Zaia ha voluto scrivere una lettera indirizzata ai lavoratori del Veneto e ha parlato del 1° maggio. Esatto, e d'altro canto è un 1° maggio che si sta vivendo in condizioni molto diverse tra i lavoratori. Come abbiamo detto, ci saranno parecchie imprese che apriranno da lunedì, ci sono diverse altre piccole imprese, soprattutto quelle del settore turistico oppure della ristorazione, che invece dovranno ancora aspettare. Addirittura per quello che riguarda l'apertura degli stabilimenti balneari non esiste ancora una data di inizio della stagione e per loro in particolar modo il futuro si presenta quanto mai incerto, sia nel caso di piccole aziende per la fragilità di imprese che hanno sempre più difficoltà a riuscire a resistere e a farsi trovare pronti per la riapertura, sia per quello che riguarda aziende più strutturate nel campo del turismo che comunque subiranno quest'anno un danno economico che non era mai capitato nel dopoguerra. Per loro sicuramente sarà un 1° maggio all'insegna dell'incertezza. Certo è che viviamo una situazione che si sta evolvendo in maniera molto rapida, sono state indicate delle scadenze, ma è possibile che nelle prossime settimane, prima che si arrivi appunto a quelle scadenze che si è detto del 18 giugno, oppure del 18 maggio o del 1° giugno, ci siano degli aggiornamenti anche da parte del governo e che per quello che riguarda il Veneto ci si possa muovere, sia dato una forbice di movimento che consenta magari qualche apertura che invece non avverrà in altre zone d'Italia in cui i dati dei contagi generano preoccupazioni ancora piuttosto forti. Certo Filippo, vorrei un attimo con te soffermarmi proprio sulla questione del veneziano. Ieri sera avevamo come nostro ospite Alberto Maschio, dell'associazione Albergatori Jesolana, un questionario che è stato somministrato agli esercenti, agli albergatori di Jesolo e dintorni, ha dimostrato come il 43%, come quasi la metà, sia comunque pronta ad aprire le porte degli alberghi e come ci sia una larga percentuale di albergatori in attesa di una data ufficiale da parte del governo. Ti chiedo, Venezia e la provincia di Venezia sono pronte ad aprire le loro porte ai turisti? Io credo di sì, perché delle nuove modalità di riapertura se ne parla sostanzialmente da poco dopo il lockdown. Da parte per esempio degli albergatori veneziani è stato redatto anche un protocollo di misure da seguire per una riapertura in sicurezza. Lì sono stati impegnati, diciamo, nella difficile mediazione tra misure piuttosto stringenti dal punto di vista sanitario, che però non facciano sentire l'ospite come se si trovasse in una struttura sanitaria. È stato detto proprio dal presidente dell'AVA, l'Associazione Veneziana degli Albergatori. Certo è che però c'è un'altra incognita all'orizzonte. Il settore non è un turismo rispetto a quello, per esempio, alle fabbriche che si apriranno a partire da lunedì, che si accende e si spegne semplicemente girando una manopola. Si possono aprire gli alberghi, ma bisogna vedere quanta gente arriverà. Per esempio per Venezia si è calcolato che ci vorrà almeno un anno prima che si riprenda un flusso turistico paragonabile a quello che c'era prima, che sappiamo essere molto sostenuto. Per quello che riguarda anche le attività ricettive della costa, anche qui c'è un grosso punto interrogativo. Probabilmente si tratterà di turismo nazionale, verranno a fare le vacanze, perlomeno nel primo periodo, solamente turisti italiani, quando sappiamo poi che invece il grosso dei turisti che arrivano a Jesolo e nelle altre località della costa veneziana è composto invece principalmente da svizzeri, tedeschi e austriaci, per cui diciamo si può anche ripartire, però rimangono ancora diversi interrogativi sul tavolo. Filippo,
grazie mille, ci sentiamo dopo, grazie a te e a Paola Barbato. Buon lavoro, a dopo. A presto, a voi. Grazie Filippo. E vi annuncio che alle 14 saremo in diretta con Piazza dei Signori con il grande tenore Fabio Sartori, che sarà accompagnato dalla pianista Giulia Vazzoler per un omaggio all'intera comunità. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha scritto poco fa su Facebook: sarebbe stato bello seguire la loro performance da vicino, ma le norme, è bene ricordarlo per la salute di tutti, vietano di formare assembramenti. Sarà comunque possibile seguirli in streaming o su Antenna 3. Quindi su Antenna 3 dalle 14 ci sarà questo momento molto emozionante dal cuore di Treviso. E vi dicevamo prima di Zaia che ha scritto una lettera ai lavoratori sul 1° maggio, festa in silenzio, dice Zaia, con un grazie corale ai lavoratori che hanno dato la vita. Continuiamo a parlare di lavoro subito dopo la breve pausa pubblicitaria con la presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta su Antenna 3 per raccontarvi questo 1° maggio inedito, straordinario da ogni punto di vista. Un 1° maggio fatto di tante storie. Abbiamo sentito la voce dei lavoratori con la CGIL, sentiremo la voce dei commercianti nel corso della diretta, di tutte le categorie professionali. Ci sono poi anche le grandi imprese, gli industriali. Siamo in collegamento a tal proposito con Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro, che da ieri è vicepresidente designata nazionale di Confindustria con delega alla sostenibilità. Così ha deciso il Consiglio generale dell'Associazione di Viale dell'Astronomia. Piovesana, buongiorno e congratulazioni per questa designazione di peso. Grazie di cuore, buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori e buon 1° maggio. Ecco, buon 1° maggio a lei Presidente, ma che 1° maggio è per voi industriali, per le fabbriche, per il nostro tessuto manifatturiero? È sicuramente un 1° maggio dove c'è incertezza, dove c'è preoccupazione, dove di fatto tutte quelle certezze che avevamo nel passato effettivamente oggi vengono messe in discussione, e io penso che oggi la festa del 1° maggio, la festa del lavoro, dei lavoratori, veramente assuma un significato particolare, dove tutti insieme dobbiamo veramente cercare di stringere i denti in questo momento e di lavorare, di darci da fare, di aver comunque anche quella pazienza necessaria per poter riacquisire quei numeri, quei risultati che abbiamo avuto nel passato. Presidente, lei ha seguito, immagino, l'informativa di ieri alla Camera del Premier Conte, le comunicazioni del governo, questa riapertura molto lenta e graduale che il Premier giustifica con i dati tecnico-scientifici, però ovviamente l'economia preme per ripartire. Come giudica l'azione del governo? Nelle scorse settimane lei non aveva lesinato critiche anche asprissime. Mi ricordo per esempio quella domenica dell'8 marzo, quando il lockdown interessò il Veneto, quando il Veneto, le province di Padova, Treviso e Venezia vennero dichiarate zona rossa. Ma guardi, la nostra non è stata effettivamente una critica fine a se stessa, era dettata dalla consapevolezza che abbiamo avuto proprio in quei giorni di normative che diventavano sempre più
generavano più confusioni che certezza, che linee guida vera e propria. E in effetti diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto molti tentennamenti e un percorso fatto da parte del governo che ha creato molta confusione, fermo restando che non abbiamo, cioè anche la volontà da parte nostra di ripartire comunque con le attività è sempre stata una volontà dettata da un'esigenza effettivamente economica e contemporaneamente anche dalla consapevolezza che da parte nostra eravamo in grado, e solo quelle aziende avrebbero dovuto ripartire, comunque eravamo in grado di garantire quei sistemi di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore. Tra l'altro aggiungo che di fatto da parte nostra abbiamo sempre detto il bene più prezioso che abbiamo e perciò figurarsi se da parte nostra non c'è la volontà di tutelarli. E a questo proposito chiedo che ci sia una sorveglianza attiva anche da parte dei lavoratori in questo senso, nell'autocontrollarci a vicenda affinché quando questo lockdown totale finirà non ce ne sia un altro, perché non ci siamo comportati, non abbiamo osservato tutte quelle normative che effettivamente oggi sono necessarie e indispensabili. Un nuovo lockdown sarebbe per l'Italia una catastrofe che non possiamo assolutamente permetterci. Presidente, sul fronte della sicurezza prima il segretario della CGIL Ferrari è stato molto chiaro e ha detto non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e dobbiamo monitorare tutte le aziende, soprattutto quelle più piccole. Le chiedo, le aziende del Veneto, sia le piccole che le grandi, sono pronte per davvero a partire? I dispositivi di sicurezza ci sono? Da lunedì ce ne saranno per tutti? Devono partire quelle che di fatto hanno i dispositivi di sicurezza, ovviamente. Chi non le ha è chiaro che non può ripartire, anche perché, come ho detto prima, è fondamentale che si riparta tranquilli, questo per la tranquillità sì del lavoratore, ma le dirò anche del datore di lavoro. Dall'altra parte io ho visto un'Italia in questo periodo che effettivamente ha dimostrato, i cittadini hanno dimostrato una maturità e una capacità di sacrificare la loro libertà non banale e non scontata. Perciò io penso che anche in questa occasione ci sia da parte dei cittadini la consapevolezza e perciò la volontà di osservare tutto ciò che va osservato. E direi, come abbiamo detto, che i cittadini sono stati bravi e perciò si può dare fiducia agli italiani, ecco io chiederei quella stessa fiducia anche per gli imprenditori e i loro collaboratori che oggi hanno la necessità di ritornare a produrre, ma ritornare a produrre, attenzione, non fine a se stesso, ma perché se vogliamo che questo Stato effettivamente continui a pagare e a erogare servizi, è necessario anche che incassi, e l'incasso per lo Stato sono le tasse. Se noi non produciamo e non vendiamo, conseguentemente tutto questo meccanismo si ferma, e se si ferma io non so se siamo in grado di rimetterlo in moto. Aggiungo, oggi come oggi abbiamo bisogno poi di sostenere, visto che è la festa del lavoro, di sostenere effettivamente il lavoro, e chi crea lavoro sono le imprese, e perciò io mi appello veramente perché sia data quell'iniezione di liquidità per far sì che non perdiamo le nostre piccole, medie e grandi imprese. Iniezione di liquidità, quando parla di iniezione di liquidità, lei cosa intende? Che misure? Finora abbiamo parlato tanto di prestiti nei vari decreti, nel decreto liquidità. C'è spazio secondo lei anche per contributi a fondo perduto, interventi sulle spese fisse? Che cosa intende quando parla di liquidità? Intendo un po' ciò che ha detto lei, cioè l'iniezione di liquidità non può significare indebitamento e prestito e basta.
Iniezione di liquidità significa supportare veramente nella realtà quelle che sono le imprese che rischiano altrimenti di chiudere, senza però farle ulteriormente indebitare, perché il prossimo anno poi ci troveremo con dei bilanci che saranno dei bilanci disastrosi. Lei immagini un anno dove di fatto non c'è stata produzione e contemporaneamente c'è un indebitamento non dovuto a sviluppo, che è sano, ma un indebitamento dovuto invece a quella che è la spesa corrente per riuscire tutto sommato a sopravvivere. Ecco, anche in questo serve uno sforzo in più, perché altrimenti noi ci troviamo solo a posticipare un problema enorme. Presidente, io la ringrazio, buon primo maggio anche a lei, grazie per la disponibilità. Posso aggiungere una cosa? Prego. Lei inizialmente, e io un po' su questo magari non ho dato soddisfazione alla sua domanda, mi diceva delega all'ambiente e sostenibilità. Esatto. Ecco, io penso sia importante che Confindustria dia una delega di questo tipo e decida di focalizzarsi su un tema così importante, perché è una delega che vuole guardare al futuro. E dunque in un momento così di incertezza, dove c'è per tanti lavoratori la preoccupazione di perdere il proprio lavoro, direi che questi due temi sono due temi sui quali si può lavorare e costruire sicuramente un futuro che sia migliore per noi e anche per le future generazioni. Perciò, insomma, mettiamocela tutta, noi come imprenditori ci siamo, abbiamo chiaro che cosa serve e mano a mano, insomma, chiediamo veramente l'aiuto e il supporto di tutti, perché ci teniamo in maniera particolare, amiamo questo paese e vogliamo continuare a correre tutti insieme. Presidente, grazie di nuovo, buon primo maggio, buona giornata, arrivederci. Buona giornata e buona festa, arrivederci. Parlavamo di sostenibilità proprio pochi istanti fa con Piovesana, sostenibilità, innovazione, ambiente, da qui alla ricerca il passo è davvero breve. Ci colleghiamo adesso proprio per cambiare prospettiva, ma parliamo anche in questo caso di lavoro, di un lavoro molto qualificato e importante, basilare, quello di Marco Mazzorana. Marco Mazzorana è scienziato biochimico a Oxford, al centro Diamond di Oxford. Mazzorana è nato nel Bellunese, originario di Longarone, è del 1974, classe 74, e sta conducendo un progetto molto importante di ricerca a Oxford, proprio incentrato sul coronavirus e la lotta al coronavirus. Buongiorno Mazzorana. Buongiorno. Ecco, dicevamo che lei si sta occupando di un progetto molto importante. Da Longarone, lei è stato ricercatore a Trieste, si è laureato a Padova, poi è diventato ricercatore a Madrid, poi appunto il trasferimento in Inghilterra, a Londra, poi a Oxford. Per fare cosa? Qual è il suo progetto? A che cosa sta lavorando in questo periodo? Buongiorno, in questi giorni, in questo periodo difficile in cui stiamo lavorando, la comunità scientifica sta facendo uno sforzo incredibile per cercare di contenere, di trovare una soluzione al coronavirus. A Diamond stiamo facendo diverse ricerche, stiamo effettuando diverse ricerche, tutte incentrate nell'utilizzo di questa macchina, che è un acceleratore di particelle che produce raggi X, per studiare la struttura atomica, la posizione degli atomi, che sono moltissimi all'interno di una proteina, nelle tre dimensioni. Questo ci permette di comprendere come le proteine, in questo caso quelle del coronavirus, funzionano, e se siamo in grado di interferire con delle molecole sintetizzate a questo scopo, comprendere come migliorarle per poi arrivare a un potenziale farmaco. Questa ricerca si svolge su differenti fronti, perché le proteine del virus sono più di una,
e quindi ci stiamo muovendo su più fronti perché non è detto che uno sia meglio dell'altro, quindi vale la pena di tenere tutte le strade aperte. Quindi si tratta di uno studio volto a trovare il meccanismo che inibisce la proliferazione del virus, è corretto? Sì, nello specifico la ricerca più avanzata che abbiamo in questo momento studia la proteasi, che è una proteina particolare del virus che attiva le altre proteine. Le altre proteine non funzionano fintanto che non sono tagliate da una specie di forbice, e questa forbice è la proteasi. Capisce bene che se noi impediamo che questa proteasi funzioni, che tagli e attivi le proteine del virus, il virus smette di funzionare e quindi in buona sostanza siamo nella direzione per bloccare la malattia. Quindi questo meccanismo poi sarà alla base di un eventuale, e ci auguriamo arrivi il prima possibile, di un nuovo farmaco per la cura al coronavirus. Questa è esattamente l'intenzione dei ricercatori a Diamond e è una collaborazione con varie entità, è una cosa molto, molto ampia che coinvolgerà poi anche dei partner industriali e ovviamente dovrà passare per tutte le fasi della creazione del farmaco. Come ho avuto modo di dire in altri momenti, non siamo ancora al livello di avere un farmaco, ma stiamo capendo come costruirlo e il lavoro che stiamo facendo ha utilizzato uno strumento all'avanguardia, una tecnologia anche innovativa per ridurre i tempi di questa ricerca. Abbiamo fatto in maniera di comprimere, se vogliamo, nel tempo un qualcosa che solitamente porta via mesi o anche anni in pochissime settimane. E questo ovviamente ci permetterà di arrivare più vicini e più rapidamente alla soluzione del problema. Ecco, ci spieghi un po' questa organizzazione che vi ha portato ad accelerare i tempi. Come funziona in parole povere? Cercando di utilizzare il paragone che facevo prima con la proteasi come una forbice, noi cerchiamo di trovare una sorta di cuneo che ci permetta di bloccare il taglio da parte di questa forbice. Solitamente si procede prendendo una molecola piuttosto complessa si cerca di migliorarla perché funzioni sempre meglio come cuneo, quindi si generano delle serie di composti chimici, si verifica come questi si leghino alla proteina utilizzando il sincrotrone Diamond e poi si affinano, quindi si migliorano, si creano nuove generazioni di composti e via via questo processo può portare a tempi piuttosto lunghi. Noi quello che abbiamo fatto è utilizzare un'alternativa a questo processo che ha utilizzato dei frammenti, delle piccolissime molecole che abbiamo utilizzato per sondare la cavità, diciamo, dove vogliamo inserire questo cuneo. Al momento queste molecole che abbiamo identificato e che legano la proteina, quindi sono potenziali punti di attracco nella proteina che possono essere intercettati da queste piccole molecole. Adesso questi frammenti, come li chiamiamo noi, li possiamo unire chimicamente per generare una molecola più complessa che avrà già le caratteristiche che possono servire a un farmaco, cioè avrà già tutte le caratteristiche già ottimizzate per sembrare assomigliare al farmaco finale, diciamo. Quindi questo approccio partendo dal piccolo per arrivare al grande, anziché partire dal grande e migliorarlo passo per passo, è un processo che si può effettuare utilizzando delle librerie enormi di composti. Abbiamo utilizzato 1500 composti in poche settimane. Di questi 1500 composti abbiamo già identificato 66 composti che legano la proteasi nella zona in cui lei è attiva e che possono essere adesso combinati in una molecola più complessa, una o più molecole complesse,
che si spera possano arrivare a diventare dei farmaci. E Mazzorana, questo meccanismo della proteasi è alla base anche della produzione di altri farmaci? Mi spiego, in questo periodo, soprattutto in Veneto, si parla della sperimentazione di farmaci antimalarici o quant'altro. Più o meno parliamo della stessa cosa? Diciamo che i farmaci che sono attualmente nel mercato sono stati disegnati per altre malattie, sono stati studiati per altre malattie e sono il farmaco d'elezione, diciamo, per questi problemi. Ovviamente stiamo lottando contro il tempo, lo sforzo di Diamond è quello di accelerare la ricerca, ma ovviamente lo vediamo in tutto quello che ci sta attorno, stiamo lottando contro il tempo e quindi sicuramente quello che sta succedendo a livello, diciamo, dell'utilizzo di farmaci non studiati per la proteasi virale di Covid, ma che in qualche maniera possano interferire con altre proteasi, diciamo che è una strada che si sta percorrendo. Io ho visto che se ne parla, che almeno da quello che si legge sui giornali sembrano essere delle valide armi, e sicuramente uno dei filoni di ricerca che si sta usando, che si sta seguendo in letteratura, è quello di migliorare questi farmaci, quindi generare farmaci nuovi a partire da questi per, come dicevo prima, per renderli efficaci al massimo e specificamente contro la proteasi di coronavirus. Questo, Mazzorana, per la realizzazione e la ricerca di un farmaco per la cura e non un vaccino, va sottolineato questo. Esattamente. Quindi il farmaco per la cura. Ieri sera io e lei ci siamo sentiti, e una cosa che mi ha incuriosito particolarmente è le modalità di questo lavoro. Voi state lavorando a questo importantissimo progetto praticamente da casa, riuscite a svolgere attività di laboratorio in maniera agile, mi permetta il termine. Ci può spiegare questo? Sì, la definirei magari ibrida, perché in questa situazione di emergenza dove appunto la popolazione e le imprese e le università hanno limitato le loro attività proprio per contenere il contagio, abbiamo messo in funzione una modalità di lavoro che già ci è permessa in gran parte dall'automazione che c'è all'interno dei nostri laboratori, ci permette di ridurre il rischio per i lavoratori di Diamond, quindi possiamo fare in maniera di mantenere il distanziamento sociale e ovviamente utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, ma abbiamo ridotto il numero di persone che sono richieste all'interno della struttura di Diamond, mentre i campioni ci vengono inviati tramite corriere in maniera sicura dai nostri ricercatori, dagli utenti che utilizzano la nostra macchina, e appunto l'automazione che abbiamo permesso che abbiamo implementato nel centro ci permette di controllare la macchina, che è una macchina molto complessa, in forma remota, quindi salvo dover intervenire fisicamente in alcuni momenti, la stragrande maggioranza del lavoro viene controllato in maniera remota. Questo favorisce non soltanto ovviamente la sicurezza in questo momento, ma viene anche incontro alle esigenze personali, riduce, se vogliamo, anche l'inquinamento, perché possiamo evitare che la gente si sposti per andare a fare l'esperimento quando lo può fare in remoto. E poi perché anche voi siete in lockdown sostanzialmente. Assolutamente, come le dicevo, abbiamo messo in atto dei protocolli che permettano di lavorare in sicurezza, e quindi cerchiamo di
evitare il sovraffollamento, le persone strettamente necessarie alla preparazione degli esperimenti si recano in loco, mentre gli altri eseguono gli esperimenti, il controllo della macchina da remoto presso le loro abitazioni. Mazzorana, lei sicuramente è abituato ad avere rapporti online con i suoi familiari a Belluno, a Longarone. Continuate a sentirvi anche in questi giorni? Che idea si sta facendo dell'Italia in questo momento? Le preoccupazioni di un figlio, come sta vivendo questo momento, senza entrare troppo nello specifico? Ma io mi sento tutti i giorni con la famiglia e le preoccupazioni credo siano quelle di tutti quanti, quelle che abbiamo sentito durante la trasmissione. C'è la voglia di tornare a ritrovarsi tutti quanti, però in questo momento la cosa più importante, come hanno detto anche tutte le persone che sono intervenute questa mattina, è quella di essere sicuri ed di restare sani, come usano qui negli slogan. E la nostra ancora di salvezza è la ricerca. Una delle tante, anche i buoni comportamenti. Anche i buoni comportamenti, dice. Mazzorana, solo un'ultima battuta. Ieri sera ne abbiamo parlato, lei stesso mi ha detto è un termine molto abusato. Lei si sente un cervello in fuga? Direi che sono un italiano all'estero. Un italiano all'estero che tiene alta la bandiera dell'Italia, perché lei è uno degli studiosi più riconosciuti. Ecco, quindi insomma è un nostro orgoglio, un orgoglio bellunese e veneto a Oxford in Inghilterra. Grazie Mazzorana, buon primo maggio. Grazie per la sua testimonianza e grazie per quello che sta facendo e state facendo tutti a Oxford, al centro Diamond. Siamo in attesa di collegarci, come vedete alle mie spalle, con l'unità di crisi di Marghera, che in questi 2 mesi abbiamo imparato a conoscere. Non vedo movimenti, quindi mi arrischio e chiedo alla regia di mandare in onda un contributo che ci è arrivato poco fa da Conegliano, perché in tutto il Veneto si sta in qualche modo manifestando, con tutti i distanziamenti del caso, con tutte le cautele del caso, ma si sta manifestando soprattutto parrucchieri, estetiste, le categorie che sono maggiormente a rischio. Chiedo alla regia se il contributo di circa 1 minuto da Conegliano è pronto. Sì, lo vedo, lo manderei in onda, sempre pronti a collegarci con Marghera. Prego. C'è una scalinata piena di imprenditori qui, che non ce la fanno più. Voi che cosa avete chiesto al sindaco? Allora, noi al sindaco abbiamo consegnato una chiave simbolica, una solo, perché raggruppa tutto, dai commercianti agli esercenti, alle partite IVA, agli artigiani, quindi tutto il mondo del lavoro che sta soffrendo. Quindi abbiamo detto al nostro sindaco... Ecco, ci colleghiamo con Marghera, prego. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon primo maggio a tutti. E quindi farò veloce, visto che dovete poi... No, ma scampagnate non ne potete fare. Però, insomma, una passeggiata uno la può anche fare, sempre evitando gli assembramenti. E un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Passerei subito al bollettino che diamo tutte le mattine a mezzogiorno e mezzo. Allora, sono 361.404 tamponi, sono 11.135 in più di ieri. Sono 18.098 i positivi, sono più 138 rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 7.182 persone, che sono esattamente 289 più di ieri.
I ricoverati sono 1087, sono 39 in meno rispetto a ieri, quindi vedete che continua il trend di calo dei ricoverati. Le terapie intensive sono 110, 4 in meno rispetto a ieri, stiamo avvicinando alla fatidica soglia dei 100. Le terapie intensive non Covid sono 2,37, per darvi un dato, oggi abbiamo più pazienti in terapia intensiva che non hanno il coronavirus, che sono questi, 2,37, contro i 110 di coronavirus. I dimessi sono 2.641, più 34. Allora, calano i ricoveri, aumentano e calano le terapie intensive e aumentano le dimissioni, più 34. I morti sono 1157, sono più 16, e se guardiamo in totale con l'extra ospedaliero sono 1479. I nati 107, un buon fine settimana questo. Allora, vorrei dirvi che questa mattina innanzitutto abbiamo fatto delle riunioni, tra le quali ovviamente quella con i direttori generali, che è stata profittevole perché abbiamo parlato ovviamente del piano tamponi, ma anche di quelle che oggi sembrano essere le prime anticipazioni rispetto alle linee guida, cioè nel senso che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale cerca di identificare dei parametri che siano un po', come si può dire, la nostra indicazione, la nostra barra di controllo, diciamo, l'elemento di controllo di quello che è l'andamento dei contagi piuttosto che dei ricoverati o quant'altro, quindi la storia del coronavirus con l'apertura da dopo il 4 di maggio. Allora, premetto che sui tamponi noi abbiamo già depositato agli atti un piano da mettere velocemente a regime che viaggia sui 30.000 tamponi al giorno. Questo è un piano che noi riteniamo possa diventare operativo a pieno alla volta di settembre, quindi svangare l'estate ovviamente con un incremento graduale per arrivare a regime verso settembre e comunque prima dell'inizio della nuova ondata. Noi adesso abbiamo una capacità, avete visto ieri 12.000 tamponi, 11.000, diciamo che noi oggi stressando la macchina, avendo reagenti, non avendo problemi, possiamo arrivare a 12-13.000 senza problemi quotidianamente, anzi li facciamo già, quindi dobbiamo incrementare di più. A questo ci aggiungo che oltre al piano di 30.000 noi diciamo vorremmo farne di più e allora abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova e che sta comprando anche Verona, la famosa macchina americana che oggi in Italia ce l'abbiamo solo noi. Quindi questo vuol dire che se riuscissimo a comprare le 3 macchine in linea assoluta producono circa 9.000 tamponi al giorno, quindi 9, 18, 27. Togliamo lo scarto di 7.000 per tutta una serie di dinamiche che abbiamo visto che possono accadere, 30.000 di base dobbiamo già raggiungerli, se ci aggiungiamo altri 20.000 si va a 50.000. Il nostro obiettivo è di riuscire, guardate, è molto ambizioso e vorrei anche ricordarvi che è bene ricordare al cittadino che il fattore limitante a quel punto non è più la macchina che processa, ma è chi va a fare i tamponi, vuol dire che ogni giorno deve uscire l'artiglieria che va a fare tamponi, tant'è vero che abbiamo chiesto a tutte le ULSS di darci i nomi e cognomi di coloro che sono già formati per fare tamponi e il loro piano di formazione per ulteriori nuovi dipendenti e operatori che siano in grado poi di essere autonomi nel fare tamponi. Questo perché? Perché 50.000 tamponi sono un numero grande da fare ogni giorno
E il fattore limitante poi diventerà proprio l'operatore, perché il tampone, per quanto uno sia bravo e veloce, comunque qualche minuto ci metti, sono 50.000 per tot minuti, fate il conto ore di lavoro che vengono fuori al giorno. Quindi ce ne vogliono già tanti di operatori che vadano a fare i tamponi. Però volevo dirvelo perché la nostra idea è, finché non cambia lo scenario, e voglio ricordarvi che già abbiamo notizie di test innovativi, rapidi, da quarto d'ora, che ci manderanno anche da testare, fra l'altro, anzi forse sono già arrivati, che dovrebbero essere di ultima generazione, quindi con un'attendibilità oltre il 95%. Stiamo parlando delle ultime novità. Ovvio che se arriva un test rapido, che so, paragonabile per capirci a quello del test della gravidanza piuttosto che al test della glicemia, capite che il mondo cambia. Vuol dire anche che queste macchine non le abbiamo comprate per nulla, perché ci servono, perché vi ricordo che il tema dei tamponi e di queste analisi non lo si fa solo per il coronavirus, per cui comunque non è un prodotto a perdere, né lo stecco né il tampone, tantomeno che la macchina. Le macchine e i laboratori erano già attrezzati con macchine, diciamo, non con questa capacità, ma noi eravamo già tutti attrezzati, perché comunque le analisi ci servono a prescindere che ci sia il coronavirus o non ci sia, per tutta un'altra serie di patologie che implicano ad esempio la presenza virale. Questo è quello che vi dico. A livello nazionale vogliono identificare appunto degli indicatori, i quali poi saranno l'elemento per decidere se aprire delle quarantene, diciamo, puntuali su alcune località, decidere se aumentare e tornare a vecchie restrizioni, la quarantena totale, insomma c'è tutta una gamma di misure in base all'andamento. Ovvio noi siamo preoccupati del fatto che auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati, finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico, volete valutare i contagiati, li facciamo parametrati al numero di tamponi che fa ognuno, perché noi ormai cominciamo ad averne 350.000, 360.000, fra qualche giorno ne avremo 400.000, capite? Noi siamo già un decimo della popolazione testata, tanto per darvi un'idea. Non ci sono altre realtà che hanno fatto tanti test come noi. A questo ci aggiungete che poi noi abbiamo tutti 700.000 test rapidi che comunque stanno andando fuori come attività di screening preparatoria poi all'arrivo dei tamponi. Per chiudere sui tamponi volevo dirvi che abbiamo di fatto quasi ultimato il primo passaggio a tamponi ormai di tutte le case di riposo. Vi dico il primo passaggio a tamponi perché non è che abbiamo fatto anche lo screening con il test rapido nel frattempo, quindi tutti sono stati sottoposti a un test. Adesso stiamo completando anche il test con il tampone per tutti, ma manca quanto? 3-4 giorni a farla grande, insomma. Ne abbiamo molte, ULS che hanno già finito, qualcun altro che ci ha detto lunedì, martedì ci danno questi dati. Sulle videoconferenze fatte ieri abbiamo fatto tutta la giornata di videoconferenze, abbiamo finito alle 8 di ieri sera. Ne abbiamo fatte per tutti i gusti, con il Ministro della Salute, con i governatori, con il Ministro della Salute e con il Ministro Boccia, insomma abbiamo parlato di riaperture e si è parlato anche di ordinanze. Allora, è pur vero che c'è un po' di dibattito sulle ordinanze, però io resto fiducioso del fatto che poi si capisca che le ordinanze che sono state emesse da questa regione non sono ordinanze in contrasto con il DPCM, sono ordinanze che vogliono portare anche, come si può dire, un principio di buonsenso e di rispetto nei confronti del cittadino. Mi spiego. Nel momento in cui un DPCM autorizza ad uscire di casa per andare a trovare un congiunto, e nel momento in cui ormai è diventata risposta FAC, il congiunto è anche un amico, capite che chiunque è autorizzato a uscire di casa per andare a trovare un amico o un'amica. Se è vero questo, è altrettanto vero che uno possa uscire di casa per andare a farsi una passeggiata per l'attività motoria. La nostra ordinanza dice attività motoria nel territorio comunale, però ricordo in solitaria, cioè uscita individuale, con la mascherina,
con tutte le attenzioni per il rispetto del droplet eventualmente, quindi del distanziamento sociale, e dall'altro anche dalla definizione di evitare tassativamente gli assembramenti. Quando io sento dire ma in quella piazza c'è un sacco di gente che sta prendendo lo spritz causa ordinanza, no, se sta prendendo lo spritz in gruppo, prima di tutto vorrei capire chi sta vendendo lo spritz in questo momento, perché mi risulta che non ci sia ancora purtroppo l'apertura delle attività, e dall'altro anche se qualcuno si porta la bottiglia da casa e si siede sulle panchine, ci può andare da solo e fermarsi sulla panchina. Vi ricordo che è anche vietato il consumo del cibo fuori dalla residenza, proprio per evitare ogni forma di assembramento. Queste, signori, sono regole che noi abbiamo portato per dare una forma di allentamento e di risposta ai cittadini che ci chiedono ad esempio di poter andare a vedere se la seconda casa ha preso fuoco oppure no, come vi ho fatto l'esempio, ma non ci devi soggiornare nella seconda casa, ci devi andare da solo e ritornare presso la tua residenza. Io resto fiducioso del fatto e del pensiero che abbiamo portato che le battaglie legali non servono a nulla. Noi non facciamo le ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarle in politica, penso che questo sia, posso dire, il terreno peggiore per fare polemiche politiche. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del governo, abbia assolutamente compreso le nostre volontà. Penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia comunque la possibilità di dimostrare un allineamento con il DPCM, per cui noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo, ma sempre nell'ottica di trovare un percorso comune, ovviamente rispetto a quanto previsto il governo, sicuramente non di contrapposizioni. Lo dico perché alcune ordinanze sono assolutamente evadibili, diciamo così, con delle risposte frequenti, no? Con le FAC il governo potrebbe assolutamente chiarire alcuni aspetti rispetto alle FAC. Se vi interessa una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni che i Legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto dal DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Ma io posso anche capire il principio, perché effettivamente non è prevista, però io ho anche detto, guardate, per carità, noi siamo qua per ragionare, però è anche vero che i fiori e le piante le posso vendere alla fioreria, al flower garden, quindi al garden dei vivai, lo possono vendere nei supermercati e non lo posso vendere al mercato, che fra l'altro è in versione ridotta, no, all'aperto, ma anche in versione ridotta perché riguarda solo l'agroalimentare, e quindi il tema sembra sia la vendita di fiori e piante e articoli, abbigliamento per bimbi nel mercato open air. Vabbè, queste sono pratiche, ma guardate, non ve lo dico per polemica, ve lo dico a maggior ragione per dire che se la contestazione è questa rispetto alla mole di lavoro che abbiamo fatto, direi che siamo a buon punto, insomma. Ma guardate, affronteremo anche questi temi. Di certo è che io resto convinto che le ordinanze che ho firmato vadano nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposta ai tanti cittadini. Detto questo, si aprirà, si dice che ci siano circa 1.200.000 lavoratori che torneranno al lavoro il 4. Noi siamo preoccupati, lo abbiamo ribadito al governo, ovviamente portando la totale nostra piena disponibilità per la partita dei minori che non hanno possibilità di essere assistiti e seguiti dai genitori che devono andare al lavoro, per cui noi continuiamo a dire che una misura urgente, straordinaria, ci voglia subito, perché aprire tutto il 4 mattina e sapere che ci sono dei minori che inevitabilmente rischiano di restare da soli a casa, penso che non sia sostenibile. Quindi l'appello che continuo a fare al Ministro della Scuola in generale per attivare tutte le misure possibili e immaginabili rispetto a quello che è scuola e edifici scolastici. Dall'altro il governo per il discorso del congedo parentale che sia sostenuto per bene finanziariamente o eventuali spese per babysitter, e infine la nostra disponibilità
a mettere in piedi un network di diverse strutture, quindi che sono le scuole paritarie, quindi gli asili che ci hanno dato disponibilità, per la FISM ci ha dato disponibilità, i GREST, i centri estivi, le strutture private, le associazioni sportive e quant'altro, in modo tale da creare una rete sociale di gestione dei bimbi, ovviamente dei minori che hanno necessità nelle ore nelle quali i genitori vanno al lavoro. Penso che questo sia anche un atto di civiltà, insomma, nei confronti delle famiglie. Per quanto riguarda le aperture, definirei la situazione in progress, cioè nel senso che stiamo discutendo sulle modalità da attuare e le scelte da portare avanti da dopo il 4 di maggio. I 4 aprono ovviamente un sacco di attività produttive, ma poi c'è il grande problema, che è un tormento sociale e individuale per molti, che è quello delle altre attività produttive, che sono, io li chiamo tutti gli artigiani, le parrucchiere, i barbieri, estetisti, insomma tutto il mondo del servizio alla persona, dove c'è, diciamo, il droplet difficile rispettarlo perché c'è un contatto fisico con il cliente, il mondo della ristorazione, il mondo dei bar, ovviamente sempre il mondo Horeca, che hotel, ristoranti e quello che è, insomma, che sono in grossissima difficoltà, e il mondo del divertimento, quindi le discoteche, gli spettacoli viaggianti e molto altro ancora. Quindi affrontare anche questi temi, che sono temi importanti e sono temi che riguardano la nostra economia. Vi ricordo che il Veneto, con questa crisi, da una contabilità prima che abbiamo, perde circa 50.000 posti di lavoro, molti dei quali sono anche posti di avventizi, di persone. Pensate a quanti studenti avevano programmato la stagione per pagarsi gli studi, e quindi pensate solo che il mondo del turismo, che sta soffrendo, tra i sofferenti è quello che soffre ancora di più, turismo e servizi alle persone e il tema della ristorazione, dei bar. Ecco, il mondo del turismo perde 35.000 di questi 50.000 posti. Il mondo del turismo è messo letteralmente in ginocchio. Fa male poi leggere da un lato di un ipotetico corridoio per le vacanze Germania, Austria, Croazia, dall'altro leggere che sembra che ai cittadini tedeschi sia data a disposizione di non programmare vacanze fino al 15 giugno. Voi capite che per noi c'è di mezzo la Pentecoste, e quindi è una preapertura della stagione per noi, cioè vuol dire il sold out, vuol dire il tutto pieno nelle stagioni buone, per cui penso che questo sia un ulteriore problema. Penso che noi dovremmo comunicare, sicuramente fare promozione turistica, ma spiegare ai turisti che chi viene in Veneto arriva in una regione più sicura al mondo dal punto di vista del coronavirus, visto e considerato che ce lo riconoscono a livello mondiale questo modello, e dovremmo cercare di spenderselo fino in fondo, perché questo è un attuno, è un valore in più che abbiamo nella nostra offerta turistica. Quante volte abbiamo detto è inutile guardare il costo del pacchetto turistico, perché forse dovremmo aggiungerci sotto la proposta economica nella vendita del pacchetto anche la qualità della sanità che riusciamo ad erogare e le prestazioni sanitarie che riusciamo ad erogare ai nostri turisti, che sono uniche e gratuite, ricordo. E io non aggiungo altro, lascerei la parola a voi. Ah sì, no, giustamente stamattina mi ero dimenticato e me l'ero anche segnato. Stamattina l'assessore ha incontrato, ci sono molte categorie che soffrono, pensate, abbiamo incontrato tutti coloro che vendono l'abbigliamento nei mercati. Magari uno dice perché li cita? Perché ogni tanto è giusto citare una categoria, perché non vorrei mai che ci fossero i fantasmi in questa crisi, no? Quelli che vengono dimenticati. Tutto il mondo dei mercati settimanali e di coloro che vendono abbigliamento, banchi nei quali si riforniscono un sacco di veneti, quindi abbiamo ben chiara anche la loro difficoltà. I lavoratori stagionali aeroportuali che sono stati qui stamattina, altra categoria in grossa difficoltà. Vi ricordo che dietro la parola stagionale c'è qualcuno che va a lavorare per prendere uno stipendio per mantenere la famiglia. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che stagionale significa andare a lavorare
per pagarsi le ferie. Cioè, qui c'è lavoro solido di persone che hanno mutui da pagare, impegni che hanno e che adesso sono in difficoltà. Gli aeroporti giustamente, obiettivamente, lo sapete meglio di me, sono a servizio zero e quindi sarà una contrazione anche in questa direzione. E guardate, non aggiungo altro, avrei anche di donazioni e quant'altro, ma ve ne parlo domani. Vi lascio alle domande, così vi libero prima oggi. Una domanda non abbiamo ancora. Questa mattina sì, volevo dirvi, me lo ricordava l'assessore, è partita la fase 3 di Vo. A Vo avevano iniziato con i prelievi di sangue, quindi si fa il sierologico sui cittadini su base volontaria e si fa anche la mappatura genetica, quindi del genoma, su tutti coloro che si presteranno a questo ulteriore passo in avanti. Voglio ricordarvi che questo ci servirà al professor Crisanti, che sta facendo questo ulteriore esperimento importante, durerà circa 6 mesi poi per avere i dati completi, ci servirà per capire qual è stata l'evoluzione dal punto di vista diciamo sierologico, quali saranno le persone che hanno gli anticorpi neutralizzanti e poi voglio ricordarvi la mappatura genetica per capire anche se ci sono state mutazioni o quant'altro. Ciao. Dei modelli che ancora non sono certificati dal governo, il Veneto con i propri numeri, secondo lei potrà riaprire prima del 18 maggio alcune attività che invece sono state, chiamiamole così, locate? Ma guardate, io dico sempre, fondamentale è la responsabilità. Il Veneto può aprire tutto, ovviamente su base solida di una certificazione che ci fa il comitato scientifico, ma noi potremmo, in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura. Il tema è un altro, è capire se tutti noi poi entriamo nell'ordine di idee di capire che non è finita, ma che stiamo convivendo con il virus. La partita della mascherina è una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia. Il virus se ne andrà. Probabilmente avrà una nuova ricomparsa importante nell'autunno, noi stiamo schierando l'artiglieria per questo, e poi come la storia di tutti i virus scemerà, no? Non è che i veneziani ci hanno fatto ereditare la mascherina, hanno fatto la peste, hanno conosciuto la spagnola, ma alla fine noi abbiamo la mascherina, la conosciamo ora dal punto di vista proprio di diffusione sociale. Se ne andrà anche questo virus, l'importante è non farsi male nella fase intermedia. L'unica preoccupazione che ho è che qualcuno non cominci a carezzare l'idea che tutto è finito, perché lì poi lo ritroviamo questo riscontro nei dati delle terapie intensive, dei ricoveri. E nel momento in cui torneranno a crescere, oltre il parametro prefissato, ci toccherà riapplicare le restrizioni. Allora, lo slogan che dicevo io è: se vuoi uscire di casa resta a casa, no? Sembrava quasi un'assurdità, perché più restavamo isolati più velocemente riuscivamo a uscire. Adesso dovremmo coniarne un altro, no? Se vuoi star fuori di casa cerca di rispettare le regole, cioè se vuoi restare fuori di casa cerca di rispettare le regole, questo è fondamentale. Io penso che la direzione del ragionamento andrà sicuramente verso le aperture differenziate. Io lo vedo dagli incontri con i colleghi, dalle videoconferenze, ci sono atteggiamenti diversi, lo avete visto anche con le ordinanze, ci sono anche sensibilità diverse, e del resto guardate, quando io esco di casa ho una possibilità su 2 di trovarmi una persona con la partita IVA in questo territorio. In altri territori ci sono altre emergenze, non è una colpa, ognuno ha le sue caratteristiche. Quindi penso che questo sia fondamentale. E poi ci sono sanità diverse. E sanità diverse rispondono anche a esigenze nelle aperture diverse, perché quando si apre bisogna garantire ai cittadini la sanità, i cittadini devono garantire alla sanità il rispetto delle regole. Presidente, buongiorno. Sul discorso che faceva proprio sul turismo, cioè la Croazia che si è mossa furbamente
nei paesi dove alla fine sono i nostri clienti storici. È l'incertezza del momento, non riesco a capire, che blocca la promozione da parte della regione. Cioè lei diceva noi siamo la regione più sicura al mondo, facciamoglielo sapere. Che cos'è che blocca? È inutile fare promozione attualmente perché non ci sono certezze? La promozione non è mai inutile, bisogna puntare a dei target e soprattutto in questo momento vi ricordo che c'è anche un grande rischio, che è quello che si rischia di disperdere il messaggio in un mare magnum, perché tutti adesso inizieranno a schierare artiglieria, a cominciare a fare campagne promozionali. Io resto convinto che noi dobbiamo assolutamente uscire dai canali classici, che sono quelli delle fiere, dei manifesti, di tutte ste menate, e andare sugli opinion leader dei paesi che ci interessano come target. Ci sono degli opinion leader, pensate a quelli nostri nazionali, no? Che possono essere per i giovani, per il target giovanile, per la mezza età, per gli anziani, che sono in grado di comunicare. Cioè, dico, abbiamo, adesso non voglio citare nomi che poi viene fuori sempre la polemica, se Piero Angela facesse uno speciale su, che so, una località turistica, perché ci mette dentro anche delle componenti di natura scientifica e ragionamenti, molto probabilmente il suo mondo, i suoi ascoltatori, Alberto Angela, ecco, così cito padre o figlio, entrambi potrebbero identificare un target di cittadini italiani che sono assolutamente ricettivi a alcune indicazioni che vengono date. Questo vuol dire far campagne con i testimonial. Poi ci sono ovviamente i canali social che sono validissimi, perché ci sono opinion leader, comunemente detti influencer, che sono assolutamente in grado di creare opinione nei loro paesi. E faccio un esempio, ma non perché voglio farlo, perché mi tocca farlo, perché poi c'è sempre qualche buon tempone che pensa che stiamo parlando di cretinate. Se avessimo come target gli Stati Uniti, e ce l'abbiamo per carità, sono dei nostri buoni clienti, e dovessimo pensare a un opinion leader che sia in grado di parlare a tutti gli Stati Uniti e dire: guardate, io quest'anno vado in vacanza in Veneto, se lo dicesse Oprah Winfrey negli Stati Uniti, non è irrilevante che lo dica nella sua trasmissione, perché comunque significa avere un messaggio importante e tutti si chiederebbero: perché va lì, dov'è sto posto? Cioè, capite, funziona così, ma del resto abbiamo fenomeni turistici creati così, e cito sempre un esempio per tutti che è Formentera, Ibiza e alcune località della Croazia, pensate a Hvar e molto altro ancora, insomma, in giro per il mondo. Cioè, pensate a quello che è accaduto alle Canarie, che sono stati uno dei primi territori diciamo portati per come si può dire, che noi abbiamo conosciuto attraverso gli opinion leader. C'è proprio un case history che ho visto, che ad esempio citava che negli anni passati per le Canarie, ad esempio, ci sono stati dei personaggi, pensatene uno che in Italia era molto famoso, che era Iglesias, che aveva ovviamente tutto, cioè, che ogni tanto parlava di Canarie e queste storie, e si dice che molti cittadini sono stati attratti da questa idea delle Canarie, e così, cioè, una volta andavano a fare i viaggi di nozze alle Canarie, adesso vanno alle Maldive, ma una volta funzionava così, e prima ancora andavano a Venezia. Un'ultima domanda, se posso. Parlo delle Frecciarossa, sono state riattivate alcune tratte, sembra, ahimè, un altro sgambetto, l'ennesimo sgambetto al Veneto, perché sembra sia stato penalizzato, insomma, quello non ne so nulla, guarda. Se non è cambiato nelle ultime ore, insomma, la partenza di Frecciarossa da Venezia per arrivare a Milano o Roma o Napoli, passando per Padova e Vicenza, sembra che non sia stata attivata. Non te lo so dire, ma è oggi, notizia di oggi? Di queste ore, sì, se non hanno ripristinato anche in Veneto. L'assessore Del Verdi sarà molto più precisa di me, perché ha avuto lei la videoconferenza ieri. Grazie Presidente. Del resto dappertutto non posso esserci. Nina Andreoli, TGR. Buon primo maggio Presidente, assessori, colleghi. Prima domanda: che cosa dice il suo comitato scientifico alla luce dei dati del contagio, dei numeri, alla vigilia di una ripartenza, e soprattutto per chi il lavoro ce l'ha e non lo vuole perdere, e sapendo che il 4 diventa la variabile dal momento in cui molte cose cambieranno, ma rispetto a quello che abbiamo lasciato prima dell'emergenza 70 giorni fa, il trasporto pubblico locale è un'incognita, perché lì gli assembramenti, se i pullman non ci sono, e non si sa ancora quanta gente andrà al lavoro. Quindi queste due date. E poi la terza sul turismo: quando si può immaginare che possano riaprire le frontiere dove il turista è libero di circolare?
Guarda, allora, innanzitutto il comitato scientifico regionale non ha espresso ovviamente opinioni e pareri su questa partita perché è relegata al comitato tecnico scientifico nazionale che poi ci mette il timbro su questa partita. Anche dal punto di vista giuridico è delicato questo passaggio, nel senso che lo stato emergenziale identifica un comitato tecnico scientifico nazionale. Il fatto che noi ne abbiamo uno regionale è una scelta nostra, ci sono delle regioni che non ce l'hanno neanche, per dire, per cui noi dobbiamo avere il parere loro nazionale. Qualsiasi procura, se volesse elevare una contestazione, si rifarebbe sempre il parere nazionale. Il nostro viene ritenuto, fra virgolette, di livello secondario, ma non perché lo siano gli scienziati, ma perché la legge oggi dà piena legittimazione all'Istituto Superiore della Sanità e a tutta la partita che c'è a livello nazionale. Considera che noi abbiamo smesso e chiuso il lockdown il 10 di aprile, perché con il DPCM del 10 aprile il governo ha autorizzato l'apertura dei codici Ateco, quindi delle aziende con i codici Ateco, l'apertura in deroga ai codici Ateco per le aziende che avessero chiesto l'apertura in deroga anche se non avevano il codice citato in allegato, e poi tutti i silenzi assensi. Prova ne sia che noi in attesa del 4 non possiamo non rilevare che le nostre strade hanno i camion ma non il traffico, cioè non è effetto di ordinanza, quello è solo l'apertura delle aziende. C'è un dato positivo, se voi calcolate che eravamo il 10 di aprile, oggi siamo il 30 di aprile, no, il 1° maggio oggi, sono passati esattamente una ventina di giorni. In 20 giorni, se analizziamo il presupposto epidemiologico per cui in 7 giorni uno si infetta e viene fuori casino, noi invece in 20 giorni abbiamo avuto sempre calo. Cioè, alla più disperata, in quest'ultima settimana avremmo dovuto avere una curva in impennata, il che vuol dire che fino adesso le aperture hanno prodotto zero di impennata, di incremento di contagi. Questo è un dato molto positivo, questo lo valutano tutti, questo aspetto del Veneto. E da qui in poi vedremo cosa accadrà, bisognerà non abbassare la guardia, perché sono 1.200.000 cittadini in più rispetto a quelli di oggi. Hai ragione su questo. Per quanto riguarda il distanziamento sociale nei mezzi di trasporto, se ne è parlato, esistono tutta una serie di casistiche, si sono coinvolti, ovviamente c'era l'assessore Lanzarin, De Berti e anche la Donazan rispetto agli accordi che si sono fatti con le parti sociali. Si porta avanti il distanziamento di 1 metro, vuol dire che si va alla riduzione di metà del carico sui treni e a 1/3 negli autobus. Si dovrà capire, certo è che c'è sempre l'obbligo di mascherina e il tema dei guanti. Triplicare gli autobus è impossibile, ma non solo dal punto di vista finanziario, quello potrebbe essere anche un problema che riusciremo a affrontare magari con un aiuto a livello nazionale, ma anche dal punto di vista di mezzi, perché vuol dire triplicare i mezzi. E bisognerà invece lavorare probabilmente eventualmente sulla diluizione dell'orario di lavoro in maniera tale che ci sia, diciamo, se ci fossero, dico una cosa poi non vorrei che qualcuno il giorno dei lavoratori non mi permetto di fare discorsi strani, però faccio un esempio: se ci fosse un'azienda che fa le 7 ore caricando in 3 parti i lavoratori alle 9, alle 10, alle 11 del mattino, faccio un esempio, è inevitabile che si diluisca il traffico di quell'azienda in 3 parti, no? Perché se la presa in carico del lavoratore avviene a 1 ora di distanza per ogni terzo di azienda, vuol dire che in 3 ore arrivano tutti i dipendenti e poi concluderanno il loro turno di lavoro diciamo, scaglionati nelle 3 ore finali. Però Milva è ancora in piedi questa partita e oggettivamente io ho partecipato a un pezzo di videoconferenza ieri, tutte le regioni sono in difficoltà. Non nego che si punta tanto sul fatto che la mascherina ben portata sia assolutamente un buon elemento di prevenzione. E lo dicono ormai le riviste scientifiche, ma lo dicono i dati concreti, perché su 10.000 medici l'1,3% di medici ospedalieri si è infettato. E insomma, il livello il contesto lavorativo era molto ben più pericoloso di un autobus, quello
questo lo dobbiamo dire, stiamo parlando di pazienti infetti. Le frontiere? Prego? Guarda, sulle frontiere non si sa, non si capisce. Ovvio che l'apertura delle frontiere è la condizione sine qua non per far lavorare il turismo. Per carità, l'appello va sempre a dire facciamo in modo di fare turismo domestico quest'anno, no? E sono assolutamente rispettoso di tutti, fatelo in Italia. Dopodiché i veneti, magari chiediamoci se conosciamo veramente bene tutto il Veneto, perché poi magari è come se nemo profeta in patria, uno dice ma in Veneto, però magari puoi scoprire delle località che magari ignoravi, no? Ci sono delle bellissime realtà in Veneto, assolutamente di qualità. Si va dal lago, la montagna, le terme, il mare, il Polesine, il Po, le città murate, i colli, Berici, Ugani, quelli del Prosecco e molto altro ancora, perché il Veneto è in grado di offrire un'offerta unica. Noi possiamo dire ai cittadini che possono andare a sciare d'estate in Veneto, sulla Marmolada. È il 1° maggio oggi, sarebbe stata la festa del lavoro, dei lavoratori. Sono tanti che sono costretti a lavorare anche in condizioni difficili, un plauso a infermieri, medici. Chi è costretto invece a rinunciare al lavoro per motivi di salute, inteso per la salute anche degli altri. E dopo l'emergenza sanitaria, quella economica e anche sociale. Una riflessione del Presidente oggi? Sì, guarda, grazie per la domanda. Io ho fatto anche un intervento scritto che ho divulgato ieri. È una festa del lavoro atipica e sembra quasi un controsenso, no? In un simil lockdown, cioè chiusura delle attività produttive, cosa uno celebra? Celebra la memoria, celebra la storia, questo ci mancherebbe, ma celebriamo anche il lavoro di chi non ce l'ha ancora, nella speranza che torni, e penso a coloro che sono in trepidante attesa che riparta tutto, perché questa crisi comunque qualche danno ce lo lascia sul tappeto, e dall'altro anche, permettetemi di dirlo, la festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro, ma mai nessuno avrebbe pensato che la sicurezza del lavoro uscisse dal fatto che ti puoi far male in un cantiere, ti puoi far male per strada, in un processo produttivo. Oggi la sicurezza del lavoro, dobbiamo ricordare, ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario anche nello scenario del lavoro. Certo che ci sono le azioni a tutela dei lavoratori della sanità, ma mai avremmo pensato di dover celebrare un 1° maggio pensando che ci sono più di 100 medici che sono morti in Italia curando i cittadini. Noi abbiamo avuto 2 medici che hanno perso la vita anche in Veneto, 2 medici di base, 2 signore fra l'altro. E penso che oggi ha anche questo senso, e secondo me è un senso anche, anche più elevato, no? Nel senso che ci porta tutti a riflettere. Diciamolo, per molti ormai la festa del lavoro era diventata una festività, forse l'occasione per andare a fare una scampagnata. Oggi forse è anche un'occasione per fare una riflessione ulteriore su cosa significhi il bene del lavoro e il bene anche della sicurezza nel lavoro. Antenna 3. Buongiorno Presidente, io mi volevo ricollegare alla prima domanda che ha fatto la collega. Il Veneto ha un modello previsionale, il famoso modello matematico che finora si è rivelato molto attendibile. Voi tra 7 giorni, tra 10 giorni, che dati vi aspettate? Cioè è messo nel conto che ci sia comunque un aumento di positivi, seppur lieve, sia fisiologico con le nuove aperture? Ma guarda, io ti dico che se tutti noi saremo rispettosi delle poche indicazioni che si sono date, no? Che sono quelle della mascherina, dei guanti o del gel per igienizzare le mani, mettere bene la mascherina, non col naso fuori, non col naso e la bocca fuori, ma metterla bene, e vivere questo dispositivo di protezione come un salvavita e non come un'imposizione di un'ordinanza, di una legge, io penso che potremmo pensare a una tendenza zero. Certo è che se tornano su i ricoverati a seguito di nuovi contagi e le terapie intensive, la spiegazione è una sola: non abbiamo rispettato le regole, cioè non ci sono alternative,
Cioè, se tutti giriamo con la mascherina e rispettiamo le regole, non ci infettiamo, o quantomeno la tendenza a infettarsi va tendente allo zero. Ripeto sempre l'esempio dei medici in ospedale, 1,3% di infezione. Se cominciamo a vedere la curva che va su, vuol dire che qualcuno, per colpa di qualcuno, ce ne mettiamo tutti, perché poi questo è quello che accade. Cioè, io vedo ancora qualcuno nei supermercati che entra senza mascherina. Cioè, io lo trovo assurdo, o che la mascherina viene portata come un amuleto, no? Perché ogni tanto va tirato su per dire ce l'ho, sì, perché magari qualcuno ti guarda di traverso e la tiri su proprio perché non rompa le palle. Non funziona così, è un farmaco salvavita la mascherina, dovete mettervelo in testa. Porterò qui un paziente curato in terapia intensiva e che ci ha fatto 3 settimane. Se adesso riesco, anche perché sono pazienti insomma, che sono ancora, si sono negativizzati ma sono deboli, appena posso di certo porto gli operatori, perché voglio che tutti possano sentire, grazie al vostro aiuto, avere un'idea di cosa significa andare in terapia intensiva. Ho una domanda del collega Basso, direttore di TVA. Cosa pensa delle manifestazioni fatte in varie città dalle varie categorie per le mancate aperture? Questa mattina c'era un sit-in a Vicenza di numerosi esercenti, girano foto anche di altri comuni del Veneto, c'erano anche amministratori e l'assessore Donazzan. La Regione quindi si schiera al loro fianco? Lei scenderà in piazza? Ma guardate, io dico questo, dico innanzitutto che vanno assolutamente accettate queste manifestazioni che vengono fatte in maniera civile, nel rispetto delle regole e della libertà altrui. Non ci vedo motivo di polemizzare, insomma questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare, punto. E non ho mai trovato nessuno di loro che mi abbia contattato per dirmi che non vuole rispettare le regole. Non ho mai. Tutti mi dicono, ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Quante volte avete sentito questa frase? Siamo disposti a far, basta che ci facciate aprire. E penso che questo sia un grande merito che va dato a questi veneti. Dopodiché devo anche dire che io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Se così fosse riusciamo a risolverla velocemente questa partita. Collega Nicolussi Moro del Corriere del Veneto, la spesa per le 3 macchine per i tamponi le avete già quantificate? Le macchine per i tamponi è presto, la macchina per i tamponi la fattura è 250.000 euro di quella che abbiamo comprato, 3 sono 750.000. A quanto ammontano le donazioni oggi? 57 milioni, mi sembra. Più o meno. Sono esattamente, praticamente sono 57 milioni, mancano 7.000 euro per capirci, sono 57 milioni dei quali 4 milioni e mezzo di materiali, il resto sono tutti soldi, quindi 57 milioni meno 4 milioni e mezzo che sono materiali che valgono 4 milioni e mezzo sui 57. Terza domanda rapida, a conti fatti quanto... scusa Carlo, scusami, e totale versamenti 36.723. La spesa della regione attualmente si aggira a 101. C'è ancora la collega. Una valanga di soldi, molti di più di questi. Ragazzi, pensate solo che un tampone fatto, processato e tutto, costo azienda per me sono 30 euro. Fate un po' voi. La terza domanda era sempre rapida, a conti fatti quante assunzioni di personale sanitario, di OS, infermieri, medici ad oggi? 1000? Un migliaio. Un migliaio. Sì, ecco. Non ho capito, scusi. 1000 per 35, lo dico io che qui si sente meglio, per 35 milioni sì. Di... Vorrei dire una cosa, ma guardate, non è polemica ma è una cosa oggettiva. Voi sapete che è stata fatta una task force per medici, infermieri, OS a livello nazionale. Ben venga, per carità, è giusto che ci sia, come si può dire, una task force di operatori, di professionisti che in caso di necessità una regione
può chiamare in aiuto. Il vero tema è che si fa l'appello e poi noi assistiamo a nostri operatori che vanno a lavorare in altre regioni e operatori delle altre regioni che vengono a lavorare da noi. Di mezzo c'è una diaria in più rispetto allo stipendio. Capite che così non funziona. Bisognerebbe fare un modello per cui le regioni che chiedono non possono dare, in maniera tale che tu hai solo in entrata, perché a questo punto a noi ne arrivano 25 di OS, però abbiamo in uscita, se non ricordo male, un medico e due infermiere, nel senso che hanno chiesto di andare presso altre regioni. Un medico e due infermiere che vanno in un'altra regione. Lo dico, lo trovo un assurdo. Se una regione ha bisogno dei suoi medici, ovviamente questi medici, lo dico con il massimo rispetto, prendono lo stipendio e poi hanno una diaria aggiuntiva, ovviamente, che è importante, e quindi capisco che c'è anche un aspetto economico, ma c'è bisogno anche in casa, no? Ma non lo dico solo per noi, perché sento anche gli altri colleghi che dicono: ma che senso ha? Cioè, che dei medici nostri vadano via per poi noi vedere altri medici di altre regioni che vengono da noi. Cioè, va regolamentata, perché sennò alla fine diventa una mobilità che qualche guaio lo crea, anche perché non c'è nessuna possibilità di diniego, va in automatico. Quindi se per pura follia uno un grande professionista della sanità del Veneto, Cruciani in questo momento, decidesse che si appella a sta task force e va a farsi un'esperienza fuori, cioè tu stai lì e ti ritrovi veramente spiazzato. Quindi le assunzioni Considerate che queste vanno a regime. Tempo indeterminato. Nel giorno del lavoro. Sì, scusate, 1000, ma perché? Avete visto che sono spariti tutti quelli che non erano d'accordo? Vi ricordate i famosi 500 medici laureati abilitati? Ci siamo capiti. Per fortuna che non capivamo nulla. Adesso è normale assumere un medico laureato e abilitato, non ancora specializzato. Adesso, per carità, se ne fosse qualcuno qua tra di voi, viene assunto subito. Quando lo dicevamo noi era impossibile. Michele Borrella, Radio Conegliano, chiede se lei è soddisfatto per le nomine di Beltrame e Piovesana al fianco del nuovo presidente di Confindustria Bonomi. Assolutamente sì, e faccio anche gli auguri di buon lavoro. Fra l'altro siamo ben rappresentati, abbiamo posizioni assolutamente di livello, penso a quello di Maria Cristina Piovesana che è vicepresidente, se non ho letto male. Lei è una persona determinata, porta ovviamente l'esperienza del Veneto, che è un'esperienza particolare dal punto di vista imprenditoriale. Ricordo che noi non abbiamo un modello di sviluppo fordista, abbiamo quello della piccola e media impresa, il distretto industriale diffuso, no? 80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi è giusto che si porti una voce importante del nostro territorio. E faccio ovviamente, oltre che gli auguri di buon lavoro a loro, anche a Bonomi, che conosco e sono sicuro che farà un bel lavoro. Io avrei tre domande di Linis, molto tecniche relative alle ordinanze, forse Falle poi vediamo. Allora, sono molto specifiche. Allora, il golf, più in sicurezza di un campo da golf non esiste nulla, dice Linis. Un giocatore può uscire dal comune di residenza per raggiungere un campo in un altro comune? C'è una FAC alla quale abbiamo risposto sul golf, giusto? Sulle attività sportive. Dovrebbe controllare nelle FAC. Io oggi vi manderò le FAC anche perché ne abbiamo in produzione molte. Seconda domanda, tennis. Centinaia di maestri in Veneto protestano, si può giocare ma i circoli sono chiusi. Se vi dico la risposta che mi hanno dato, mi devo appoggiare perché mi sono cadute. Ieri ho detto: ma cavoli, c'è il tennis, c'è uno di qua, uno di là, c'è anche la rete di mezzo, non c'è, è anche psicologica. Mi hanno risposto in videoconferenza che si tocca la pallina. Sì. Cioè, nel senso che tu prendi, se no bisognerebbe cambiare ogni volta la pallina. Ma comunque c'è sempre l'inquinamento, no? Uno magari ci starnutisce sopra, chissà cosa fa. La pesca in barca nella laguna di Venezia. Faremo le palline rivestite, che avremo un rivestimento ogni volta. Lo spray sulla pallina. La pesca in barca nella laguna di Venezia la possono praticare solo coloro che risiedono nei comuni della gronda lagunare? Sì.
C'è un'ordinanza c'è il confine di Porto. Sul confine comunale. No, però non si sente, assessore. Vieni qua. Allora, in base alla nostra ordinanza si può all'interno del confine comunale, anche se nell'acqua, però c'è, che io sappia, un'ordinanza della Capitaneria di Porto che riguarda la laguna, che prevede che oggi, domani e dopodomani non si possa fare nella laguna. Il collega di QDP News Zaccarone torna sul tema delle proteste. In alcuni casi, come a Conegliano, ci sono stati affollamenti importanti in occasione di queste proteste di commercianti. Ma guarda, sono proteste civili, io non ci vedrei un problema, mi risulta anche perché mi hanno sempre tenuto informato, e guardate, io penso che sia fondamentale non politicizzare queste proteste, è giusto che siano, come si può dire, nascano dalla base, che siano dei commercianti, dei produttori, dei lavoratori, perché io lo considero fondamentale questo. Mi hanno comunque tenuto informato e vedo, ho visto delle foto anche di altre località, vedo distanziamento sociale, non vedo ammassamenti, vedo che mantengono le distanze, che c'è anche la volontà di dare anche un segnale positivo. Finché è così, penso che sarebbe assolutamente delinquenziale punire o come si può dire, contestare questa forma di proteste che sono silenziose e civili. Allora ancora passo, poi Emiliano, poi direi che potremmo concludere. Una istruttrice di equitazione con specializzazione verso i bambini con problemi psicofisici dice che sono bloccati anche se hanno procedure di lavoro che consentono il distanziamento sociale e tutte le misure precauzionali. Vorrebbero poter riaprire il 4 maggio, lo potranno. Ma guardate, il tema dei cavalli c'è stato posto da molti, tanto è vero che dovremmo avere una FAC anche su quella, e se chi cerca trova una FAC che dà l'autorizzazione sostanzialmente ad andare dal cavallo, però leggetela bene, andate sul sito della Protezione Civile o della Regione e la trovate. E invece questo, da racconto, mi sembra di capire, bambini con difficoltà psicologiche, stiamo parlando di ipoterapia. Se ipoterapia è filiera sanitaria, trovo strano che non si possa trovare una soluzione per aprirla. Se ci fa un quesito e ce lo manda, lo sottoponiamo già domani mattina, domani rispondiamo subito. Perché è filiera sanitaria, cioè come apre il fisioterapista o l'osteopata, quello che è, e non capisco per quale motivo i bimbi che sono oggetto di cura con l'ipoterapia non possano andare a farsi curare. Vorrei informare, per dare la parola a Emiliano, a tutti, che io l'altro giorno ho dato ben 53 risposte e chiarimenti e ogni giorno, anche oggi, ne produciamo 6 che i nostri tecnici. Se andate sulla Protezione Civile le trovate quotidianamente ordinate e molte di queste risposte trovano effettivamente risposta concreta e operativa. No, vale anche per i cittadini, perché a volte magari stanno in casa a pensare per giorni e giorni, c'è la FAC che intanto funziona. Basta andare sul sito, ogni giorno ce ne sono almeno 6 o 7 nuove. Una per tutte è quella della toilettatura per i cani, c'è ancora chi scrive, però ricordo che c'è una FAC che chiarisce la nostra posizione. Emiliano. E credo ci possediamo il collega. Allora, scusa, poi Emiliano. Perfetto, la prima non fa niente. Era una rassicurazione proprio per i pescatori in laguna, perché diversi avevano telefonato dicendo che nell'ordinanza della regione si faceva riferimento a fiumi, laghi, torrenti e non alla laguna. Acque erano un po' interne. preoccupate. Sulle acque interne dicevano che non c'è. La seconda era invece per quello che riguarda gli asili. Lei prima ha fatto un appello al Ministro dell'Istruzione. Per quello che riguarda invece il progetto della regione di riaprire gli asili, a che punto siamo? Poi c'era anche una signora che lavora negli asili che ci ha telefonato per chiederci se per caso sono previste riaperture scaglionate anche per il personale. Lei che ha 60 anni magari arriva un po' più tardi. Il personale non è competenza nostra, nel senso che è del datore di lavoro. La Sole Lanzarin sarebbe pronta, però non vi nego che noi abbiamo il grosso problema di avere la certezza che ci sia una copertura a livello nazionale. Capite che se c'è solo un bimbo che si infetta o accade qualcosa, senza parere del comitato tecnico scientifico diventa anche problematica tutta la partita. Un bimbo o un operatore, insomma, c'è bisogno che ci sia la volontà di fare questo percorso assieme. Noi ci siamo, cioè, se non avessimo voglia e disponibilità di dare una mano ai veneti non avremmo fatto ordinanza, saremmo stati lì a aspettare, a dire tutti i giorni colpa di Roma, ma non abbiamo fatto così. Ecco,
siccome siamo bravi, scusate reintervengo, proprio questa mattina è stata inserita, mi riferisce la collega che ringrazio, è ammessa l'attività di scuola di equitazione, la scuola di equitazione ha un codice Ateco 855100 e quindi risulta legittimata come codice incluso come la DPCM 264/2020, quindi la risposta normalmente le trovate anche esaurienti. Prego Emiliano, poi chiudiamo. Perdonatemi, magari c'era già una FAQ anche su questo tema, ma prima avete scoperchiato il vaso di Pandora con lo sport e il popolo dei ciclisti mi chiede se da lunedì potranno spaziare i loro percorsi da comune a comune. Attualmente no, la risposta purtroppo. Purtroppo no, ce l'ho anch'io la bicicletta, ancora il copertone nuovo. E le chiedo, toccando un tema a lei caro, avessimo tenuto qui in Veneto l'autonomia, come sarebbe stata gestita la guarda, io trovo ancora, ad esempio, disinfettate tutte queste cose, non ci sarebbero stati questi problemi. Guardate, l'autonomia è un'assunzione di responsabilità, lo diceva Giorgio Napolitano, per cui cito una persona che non è che cito qualcuno che magari mi è vicino politicamente, e lo diceva da capo dello Stato, è una vera assunzione di responsabilità. Però finiamo di vedere l'autonomia come un elemento di rottura, però è pur vero che in autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario, ma questa regione l'ha dimostrato, insomma abbiamo il fior dei professionisti, saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Cioè, ma non lo dico per presunzione, io sono l'ultimo di tutto il convoglio, abbiamo professionisti di altissimo livello, di fama internazionale, abbiamo una rete ospedaliera che ci vedono tutti, una rete territoriale idem, siamo performanti con tutti i parametri, pensate in LEA a livello nazionale. Io dico, ma perché dobbiamo ancora dipendere da qualcuno? Mi fermo qui, cioè io vi ho detto, non voglio parlare di autonomia, anche se c'è qualcuno poi che fa i video, no? Con 1479 morti c'è ancora qualcuno che ha coraggio di fare i video per dire Zaia non si è dimenticato dell'autonomia, ma forse dite di essere dismentecato dove te vivi, questa è la soluzione. Per cui finirà sta partita e parleremo di autonomia. Ma avremmo, scusi, non conosco bene i tecnicismi, avremmo avuto comunque queste tensioni con il governo, diciamo, per le ordinanze, tutto quello che stiamo vivendo, altre problematiche, tipo il reperimento dei presidi di sicurezza personali con l'ordinanza nazionale della protezione civile, insomma tutti questi cavilli che hanno un po' rallentato il sistema. Ma no, guardate, io non ho mai fatto polemiche, dico tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. Ovvio è che in tutti i modelli, diciamo, federali, dove c'è l'autonomia reale, pensate agli Stati Uniti piuttosto che la Germania. La Germania è un esempio che potrebbe essere assimilato al nostro, no? I Länder tedeschi sono le regioni, il Veneto è come la Baviera, ma lo è anche dal punto di vista di rating, di qualità imprenditoriale. Nel momento in cui c'è un'emergenza di carattere nazionale, lo Stato federale, cioè lo Stato centrale, governa il processo. È previsto, no? Cioè ci sono dei momenti nei quali bisogna fare squadra, perché è anche vero che il virus non si ferma ai confini della mia regione, interessa anche gli altri, e quindi è giusto che ci sia una regia nazionale. Ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni passa molto, cioè qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarsi dispositivi o quant'altro. No, cioè, andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa, come abbiamo fatto. Vi ricordo solo che noi in piena emergenza siamo andati a comprarci una macchina per far tamponi americana che abbiamo intercettato in Olanda. Più autonomia di questa? Siamo gli unici in Italia ad avere una macchina che fa 9.000 tamponi da sola al giorno. Per cui, però dico, ok, funziona così, ma che non si dica però che la sanità va tolta, perché questa emergenza ha dimostrato che non serve dare alle regioni, perché è un'eresia. Signori, buon primo maggio. Grazie ragazzi, buon primo maggio a tutti. Ricordo, niente costicine, niente... Sì. Assembramenti, uno se le fa sul giardino, sul terrazzo di casa da solo, con la famiglia le può fare. Grazie, a voi. Ci vediamo domani. Ecco, quindi riprendiamo la linea da Marghera.
con Zaia che ha appena concluso il consueto punto stampa. Una festa del lavoro inedita, atipica, questo è il termine utilizzato dal presidente Zaia, che ha anche scritto una lettera aperta ai lavoratori, ricordando soprattutto il ruolo svolto dagli operatori sociosanitari, dalle forze dell'ordine, da quei lavoratori che in questi 2 mesi e passa sono stati in trincea. Festa del lavoro, ma continuano ad arrivare anche i dati sanitari dell'emergenza, li vediamo velocemente perché sono stati diffusi poco fa dopo l'illustrazione da parte di Zaia. 84 nuovi contagi rispetto al bollettino precedente, quindi si fa riferimento alle 8 di questa mattina. 84, dicevo, nuovi casi, siamo a 7.779 casi positivi attuali di Covid sul territorio regionale. 5 le persone che hanno perso la vita invece fino alle 8 di questa mattina rispetto al bollettino di ieri sera negli ospedali di Borgo Roma, Verona, Oderzo, Dolo, Schiavonia, Legnago. Le terapie intensive, il numero di posti letto occupati rimane invariato, siamo a 110. Fino a 2 settimane fa, per avere un ordine di idee, eravamo a 350 e rotti, quindi insomma la diminuzione c'è e il trend continua a essere discendente. 1° maggio atipico, dicevamo. Questa mattina ne abbiamo parlato con il segretario generale della CGIL Ferrari, con la presidente di Assindustria Veneto Centro Piovesana. Ne abbiamo parlato in tanti modi, vi abbiamo mostrato anche alcune immagini di proteste in corso da Conegliano, ma non solo. Tante le proteste in tutto il Veneto, siamo collegati per esempio in questo momento con Porto Viro dove c'è Elena Turri che è parrucchiera nel negozio insieme alla madre e alla sorella. Questa mattina a Porto Viro, e vedremo le immagini, è stata inscenata una protesta. Siamo anche in collegamento, se non sbaglio, perché la sento, con l'assessore regionale Elena Donazzan, teoricamente. Al momento non la sento ma non la vedo, cerchiamo di ripristinare, cerchiamo di capirne un attimo. Intanto parto con Porto Viro e vediamo cosa possiamo fare per ripristinare il collegamento con la Donazzan. Elena Turi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ecco, che protesta è stata questa mattina a Porto Viro? Ci può fare una cronaca di quello che è successo? Certo, allora questa, se si può chiamare manifestazione, è stata organizzata in pochissimo tempo, neanche 2 giorni, grazie all'amministrazione comunale, alla polizia locale, alla questura di Rovigo. È stata organizzata una cosa nel totale rispetto della legge, quindi non facendo alcun tipo di assembramento. Quello che volevamo lanciare con questa manifestazione è un messaggio ben preciso, cioè noi non vogliamo morire, noi vogliamo lavorare. Infatti dalle immagini pubblicate sui social questa mattina si vede l'intera piazza ricoperta da sedie vuote, con tanto di cartellone, con il nome della nostra attività, con le foto nostre di titolari, collaboratori, dipendenti. Mi vedete? Mi sentite? Ok, e niente, questa manifestazione, appunto, in piazza c'erano tutte sedie vuote, sedie di molti commercianti, e abbiamo portato la parola praticamente di tutti, perché in sostanza quello che vogliamo dire è proprio questo, quello che c'era scritto anche sui cartelloni: vogliamo lavorare, vogliamo che ci ridiano la nostra dignità, che a questo momento ci è stata tolta. La regia, se è possibile, mostrare le immagini di questa mattina che ci sono arrivate da Porto Viro. Ma Elena, ti chiedo,
facciamo un po' i conti della serva, capiamone un po' di più. In queste settimane voi avete sostenuto comunque delle spese. Vi sono arrivati i 600 euro annunciati dal governo? Bastano? Come state gestendo questa ordinaria amministrazione? Guarda, ti dico la verità, come spese relative alla nostra attività mensilmente sono spese eccessive, se si può dire. Abbiamo delle spese che, a farla così pressappoco, diciamo, abbiamo come minimo 10.000 euro di spese tutti i mesi tra affitti, tasse, bollette che continuano ad arrivare e non hanno mai smesso. I 600 euro, tanti commercianti come noi non sono ancora arrivati purtroppo, ma lo Stato cosa crede? Che con 600 euro un'attività come la nostra riesca a rimanere in piedi? Con 600 euro dobbiamo far fronte alle spese riguardo alla nostra attività e anche al sostentamento nostro, della nostra famiglia? Ma io credo proprio di no. Cioè, qua si sta arrivando ad un punto che stiamo facendo la guerra tra di noi. È quello che vogliono arrivarci, cioè vogliono farci arrivare lì, e io non sono d'accordo. Io, come tutti i commercianti di Portoviro, così come quelli di tutta Italia, siamo veramente all'esasperazione. Dopo la diretta del Presidente di domenica c'era solo sconforto, perché io sono sempre stata positiva fino alla settimana scorsa, con la speranza che dal 4 maggio potessimo riaprire con tutte le norme igienico-sanitarie, le norme sulla sicurezza. Abbiamo sempre lavorato così comunque, non è che in Italia nel 2020 sono saltate fuori queste norme e adesso la vita ci cambia radicalmente. Sono 20 anni che abbiamo la nostra attività e 20 anni che lavoriamo con mascherine, guanti, calzari, abiti monouso, quindi che tutelano noi e tutelano anche i nostri clienti. Ma una volta che riapriremo, perché il nostro Presidente dice che forse il 1° giugno riapriremo, ma una volta che riapriremo, questi costi che abbiamo sostenuto per tutti questi mesi senza alcun tipo di guadagno, dov'è che possiamo prendere il denaro per far fronte a questo tipo di spese? Cioè, pensa che con 600 euro riusciamo a pagare tutto? Lui dice, sì, io vi aiuto, ovviamente andate in banca, fatevi il vostro prestito, così continuiamo debiti su debiti a pagare sempre noi. No, è ora di finirla, nel senso che una volta che si riaprirà, almeno parlo per la mia categoria, parrucchieri ed estetiste, ma così come tutte le altre attività, credo che sia il governo che ci debba mettere in condizione di lavorare in tutta sicurezza, ma si deve fare carico lui di queste spese. Le spese sulla sanificazione dovrebbe farsi carico il governo, non noi, che fino a questo momento non abbiamo ancora percepito un euro, e dei 600 euro neanche l'ombra. Elena, ti fermo solo un attimo, perché c'è un'altra Elena altrettanto combattiva in linea. Adesso riusciamo a collegarci con l'assessore regionale Elena Donazzan, dovremo vederla fra qualche istante. Assessore regionale, intanto, se mi sentite. Eccoci qua, assessore, la vediamo. Dicevo, buongiorno. Mi sono permesso... Buongiorno, tutta la mia vicinanza, Elena, all'altra Elena, tutta la mia vicinanza. Ecco, dicevo che c'è un'Elena altrettanto combattiva. Lei sta tornando, ne hanno fatto riferimento anche poco fa nel corso della conferenza stampa, da una manifestazione più o meno analoga che si è tenuta a Vicenza, se non sbaglio. Sì, a Vicenza il centro storico con tutte le sue attività economiche che non ci sono più, anche il tabacchino che tiene aperto, se non ha il passaggio, se non ha gli studi dei professionisti, se è tutto chiuso, non vive, non può vivere. Eppure le bollette arrivano il pagamento degli affitti, ci sono tutte le scadenze che questo Stato non rimanda, comprese le cartelle di Equitalia. E abbiamo invece chiuso per decreto, perché mi ci metto anch'io alla cosa pubblica, ma se tu obblighi a chiudere per decreto devi anche aiutare le tue aziende. Come la signora Turi ha appena detto,
io stamattina, prima a Bassano e poi a Vicenza, ho solo sentito che i 600 euro non sono arrivati. Aggiungo che chi va in banca per la cassa integrazione in deroga o la cassa integrazione in generale, le banche, nonostante le convenzioni, non danno l'anticipazione. Allora che dicano e ci dicano anche a me, assessore al lavoro del Veneto, quali sono le banche, quali sono gli sportelli, perché c'è una convenzione regione e molte banche del nostro territorio che dice che devono dare i soldi senza discutere, perché garantisce la regione attraverso Veneto Sviluppo. Chi non lo fa va richiamato pesantemente, perché la nostra gente è in ginocchio. E dico una cosa alla signora Turi, io trovo incredibile che siano chiusi i parrucchieri estetiste, non solo da donna, dico da assessore al lavoro, si va sempre su prenotazione, si va dove c'è il luogo più igienizzato e sicuro, si va sempre con le distanze. Non ho mai visto un assembramento dalla mia parrucchiera, dalle mie tante parrucchiere e parrucchieri, perché per fortuna ne ho tanti e posso girare, ecco, perché credo che sia da dire assolutamente che i nostri commercianti, perché ci sono loro, i nostri artigiani, c'è un mondo che è chiuso e non gli si dà certezza. Se chiudi così, allora lo Stato ti deve dare il mancato guadagno e ti deve risolvere il problema della tassazione. Assessore, le chiedo un flash, perché in questi giorni ci stiamo tanto concentrando giustamente sugli operatori dei servizi alla persona, parrucchieri, estetiste, hanno avuto anche una grossa capacità di mobilitazione, ma noi in questi giorni stiamo ricevendo tante telefonate, tante testimonianze di titolari di agenzie di viaggio, lavoratori dell'impiantistica sportiva, cinema, personal trainer delle palestre, gli operatori della notte. L'altro giorno parlavamo anche delle ballerine di lap dance, ma parliamo di tutto sostanzialmente. Questi lavoratori per certi versi non hanno ancora una data né una prospettiva, perché per quanto quella del 1° giugno sembri una data molto al di là del tempo, questi lavoratori non hanno nemmeno una prospettiva. Lei che dice? Che concordo con lei, e c'è un mondo del lavoro che non viene neanche considerato tale. Pensate a tutto l'intrattenimento, ai musicisti, agli attori, ai personal trainer, alla parte sportiva, alle associazioni, ai maestri di tennis, a chi vive del proprio lavoro dignitosamente. Sono professionisti, non è un dettaglio quello di lavorare o meno, è una dignità e una sopravvivenza. Questo governo non li ha neanche nella testa, cioè non c'è neanche la categoria di queste persone. Non si pensa che queste persone debbano avere delle risposte, o in termini di sostegno al reddito, vero, o di possibilità di lavorare. Perché guardi, io sono anche dell'idea che non si può risolvere tutto con l'ammortizzatore sociale, perché i soldi sono finiti, e quando le signore come la Turi che paga le tasse non ci sono più, non c'è più spesa pubblica, non c'è neanche la sanità, Arboit. Non c'è quello che abbiamo oggi, non ci sarà più, e io credo che già a maggio, quando si vedrà mancare 3 mesi di lavoro, 3 mesi di lavoro, con le persone che avranno fame, con le bollette che arrivano, dalla telefonia all'acqua, luce, gas, alla sopravvivenza per sé e per la propria famiglia. Stamattina un sacerdote mi ha chiamato e mi ha detto: sono venuti in parrocchia ieri la mamma a dirmi che hanno 2 figli, il marito è in cassa integrazione, non ha preso un soldo, lei faceva la parrucchiera e il figlio più grande è stato licenziato. Ma di cosa parliamo? Cioè, o noi parliamo di economia reale, che si può coniugare col rischio sanitario, che si deve, non si può solo, si deve coniugare col rischio sanitario, perché dovremo convivere con questo virus e probabilmente con altri nel tempo. Ma noi non possiamo solo dire, perché il governo non è in grado di dire niente di diverso, che è tutto chiuso, che stiamo chiusi in casa. Signori, non è possibile vivere chiusi in casa, non è proprio possibile. E lo dico da assessore al lavoro, la festa del 1° maggio, del lavoro che non c'è, avete fatto bene a titolarlo così, che la cosa che mi ha colpito è che i prefetti, quello di Vicenza in particolare, che conosco come persona attenta al mondo dell'economia, che so che sta sentendo su di sé la responsabilità, ma non si può dire, non potete, è chiaro che non si può manifestare, non potete esprimere il vostro pensiero insieme, in piazza,
in un giardino pubblico perché state violando la normativa. Guardate, stiamo parlando che se avessero tenuto il pugno duro così, con delinquenti e spacciatori, con tutta la polizia messa come stanno mettendo a noi a controllarci se ho l'autocertificazione, se non ho l'autocertificazione, se ho tenuto un negozio aperto e perché, e magari stai facendo le pulizie. Beh, se tutto questo pugno duro l'avessero tenuto con spacciatori delinquenti, forse ecco, la nostra rabbia sarebbe anche minore, lo dico da cittadina in questo caso. Mentre da assessore al lavoro, Arboite, poi le lascio perché mi rendo conto che sto facendo un monologo anche, però guardi che i numeri sono tanti. Abbiamo già perso 60.000 posti di lavoro, non ci sono più e dobbiamo ancora conteggiare i morti di questi posti di lavoro, sono come i morti, non ci sono più. Del turismo che come dice lei è un settore importante, è tutto l'intrattenimento, certo. È tutto il mondo della notte, fa economia quella cosa lì. Assessore, la ringrazio, buon primo maggio per quanto possibile e ci sentiamo presto, ci aggiorniamo. Grazie Elena Grazie Donazzana. a voi, grazie a voi. A Elena Turi chiedo un ultimo flash. Elena, quanto tempo riuscirete ad andare avanti in questa condizione? Proprio un flash. Si sa secondo te? Io non ne sono più sicura. Cioè, lo Stato dice forse il 1° giugno che potremo riaprire, ma 3 mesi in casa, io parlo per me, alla fine io sono da sola con un bimbo da crescere ed è difficile, veramente difficile, perché se prima hai fatto con quello che avevi accantonato tempo prima, adesso non si riesce più. In sostanza, secondo me, sì, questa pandemia è grave, veramente grave, perché non avevo mai visto in tutta la mia vita una situazione del genere nel mondo. Elena, io ti ringrazio, devo chiudere perché dobbiamo dare la linea alla piazza di Treviso. Ti ringrazio per questa tua testimonianza. Grazie. In bocca al lupo, ci aggiorniamo ovviamente. Tienici aggiornata sull'evoluzione della vostra protesta. Grazie a Elena Turi da Portoviro. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria. A dopo. Eccoci di nuovo insieme per questa diretta straordinaria, in questo 1° di maggio inedito, atipico per dirla con le parole del governatore Zaia, che ha anche scritto una lettera aperta ai lavoratori ringraziandoli, soprattutto gli operatori sociosanitari, quelli delle forze dell'ordine. Una giornata del lavoro straordinaria, atipica anche nelle piazze di buona parte del Veneto, da Valdobbiadene a Portoviro, dove si sono messe in scena delle proteste molto forti ma molto simboliche dei parrucchieri, degli estetisti, di tutti gli operatori dei servizi alla persona. Noi ci stiamo collegando, vediamo se riusciamo a collegarci con Piazza dei Signori in centro a Treviso, nel salotto buono del capoluogo, dove fra pochi minuti assisteremo ad uno spettacolo sicuramente suggestivo con il tenore Fabio Sartori, accompagnato al piano da Giulia Vazzoler, ma dovremo essere in collegamento con Lucio Zanato. Non so se Lucio Zanato mi sente. Lucio? Sì. Lucio, sì, a te la linea. Sì, Cristiano, buongiorno. Grazie, volevo farvi vedere la torre di Piazza dei Signori, la torre dei 300, per farvi vedere che tra pochi minuti, dopo che suonerà il campanone, suoneranno i rintocchi delle 2, assisteremo a una performance davvero particolare organizzata dal Comune di Treviso in collaborazione con il Teatro Comunale, una performance che lei sindaco, sono il sindaco Mario Conte, ha voluto fortemente in questa giornata, in questo giorno dedicato ai lavoratori, in un lavoro che è sempre più precario a causa di questo virus. Sì, una festa dei lavoratori stranissima, particolarmente brutta, che speriamo di non rivivere più, perché c'è la gente che vuole tornare a lavorare, c'è chi ha perso il lavoro, chi rischia di perderlo e chi sta lavorando anche per salvare le nostre vite. C'è anche il mondo della cultura, il mondo dello spettacolo, che invece vede a rischio il proprio posto di lavoro, però Treviso vuole puntare sulla propria bellezza, sulla cultura e proprio sulle note del maestro Vazzoler, e soprattutto
con la grande voce del tenore Fabio Sartori, Trevigiani Doc, noi vogliamo ripartire, rilanciare la nostra città attraverso la musica, la cultura e la bellezza, e quindi auguro a tutti una buona festa del lavoro, ai lavoratori, con la speranza che non si perdano i posti di lavoro e che si possa tornare presto a lavorare, ognuno al proprio posto di lavoro. Grazie al Sindaco, torneremo più tardi con il Sindaco Mario Conta, però andiamo a conoscere, intanto per una questione di cavalleria, andiamo dal maestro Giulia Vazzoler. Buongiorno maestro, teniamo le distanze d'Opret. Senta, cosa si prova a suonare in Piazza dei Signori, nella sua piazza? Io sono contentissima, è veramente una grande emozione per me oggi e spero insomma di fare così un regalo a tutti i trevigiani. Quello che possiamo portare noi musicisti è la nostra arte, la nostra musica, quindi insomma sono felice di poterlo mettere a disposizione per la mia città e insomma il mio cuore è con tutti i trevigiani oggi. Grazie maestro Vazzoler. Ve lo facciamo vedere più tardi, qualche persona c'è a distanza, giustamente in sicurezza, grazie ai carabinieri e alle forze dell'ordine che ci stanno seguendo. Adesso mi avvicino al tenore Sartori. Maestro, un momento difficile che noi cerchiamo di, come dire, di agevolare, cerchiamo di dare questa forza, la forza della musica, la forza della sua voce. Sì, io voglio trasmettere con la mia voce, con l'arte del canto, veramente che oggi è un giorno molto speciale. Ringrazio il Sindaco per l'invito, per la mia città, e anche sono molto felice di come portatore dell'opera, della lirica, dare praticamente una forza a tutto il mondo, all'Italia, a Treviso, che tutto inizia con grande forza interiore. Ecco. Senta, in un momento come questo del contagio universale, perché c'è tutto il mondo che è contagiato, lei che gira il mondo, lei che sente gli altri tenori, lei che ha visto tanti altri teatri, secondo lei ci rialzeremo, si rialzerà anche grazie alla musica questa nostra popolazione, questo nostro popolo? Beh, io lo spero assolutamente, perché senza la cultura, senza l'arte, si può dire che il mondo intero è morto, si può dire. Non c'è speranza senza queste cose. Certo che è un settore molto difficile, perché noi lavoriamo con le masse del coro, orchestra, attrezzisti, macchinisti, molto tutti attaccati proprio per un problema anche di vocale, e questo porterà che ci vorrà un po' di tempo per riaprire tutta questa insicurezza, questa situazione, ma abbiamo fiducia e speriamo che presto questo virus se ne vada. Ecco. Senta, i suoi colleghi in giro per il mondo cosa le raccontano di questa pandemia? Sono molto preoccupati, certo, sono molto preoccupati, perché alla fine non si capisce ancora bene cosa succederà e il futuro. C'è gente che ha famiglia, come tutti, su tutti i settori del lavoro siamo in difficoltà, però anche nel nostro settore sono molto preoccupati, certo, perché non si vede, dobbiamo ancora uscire dal tunnel, ecco, non vediamo ancora questa luce sicura, e ci stiamo unendo tutti, anche per trasmettere tramite online, tramite Facebook, tramite social, di qua e di là, per dare una speranza di fiducia. Noi ci siamo. Ecco, sono scoccate le 14, adesso maestro, cominciamo con il primo brano. Che brano avete deciso di suonare e di cantare per noi? Beh, io ho deciso il primo pezzo, l'Ave Maria di Schubert, perché è una preghiera per tutti. Per una difficoltà che il mondo sta passando, per tutte le persone che abbiamo perso praticamente, per tutto il disagio che stanno creando a tutti questi negozi chiusi, a questa situazione molto di gente che soffre, e questa è un'Ave Maria di augurio perché tutto questo sia solo un passato ma non un presente. Quindi signore e signori, il tenore, il maestro Fabio Sartori con il maestro Giulia Vazzoler nell'Ave Maria di Schubert, tra qualche istante.
tregua il suo dolore. Sperduta l'alba mia ricorda te, che tiendi speme si prostra ai tuoi piedi. Immo che attende che tu le dia la pace che solo tu puoi Grazie al maestro Vazzolai, grazie al tenore Fabio Sartori. Un'emozione forte, cantare in questa piazza, sentire e riecheggiare di queste note. Sì, ho cantato l'anno scorso in Arena di Verona e dico che la tensione è quasi uguale. Beh, perché è una piazza importante di Treviso e un'acustica veramente stupenda, anzi, pensare per il futuro anche dei concerti per delle opere di bene, dico sempre, è interessante. Abbiamo il sindaco dall'altra parte che ci sta ad ascoltare e abbiamo un po' di pubblico a distanza giusta. Potrebbe anche essere un modo per ripartire. Perché no? L'importante è crederci e ripartire con sicurezza, fiducia e trasmettere al mondo intero, a Treviso, Italia, tutto, le emozioni e dire vinceremo adesso, fatalità, canterò il vincerò perché un giorno vinceremo da questa situazione e saremo tutti più sereni e ricominceremo una vita normale. Ecco, raccontiamo, perché molti conoscono questo brano ma pochi conoscono da dove è tratto. Sì, questo qui viene un brano tratto dalla Turandot di Puccini, è un brano dove che praticamente Cavaradossi alla fine di Legua notte, tramontato stella, all'alba vincerò. Lui vuole fare questa reazione di vincita proprio di energia e questo voglio trasmetterlo a tutti che bisogna essere positivi anche in questo momento difficile e crederci che ci sarà questa svolta. Bene, allora lasciamo al maestro presentare questo brano e noi ci portiamo ad ascoltare. Prego. Grazie. Va bene. Ripetiamo il titolo. Il Nessun Dorma della Turandot di Giacomo Puccini. Tu pure, principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Mai mia mistero è chiuso in me, il nome di nessun sa
Applausi meritatissimi per il maestro e per i due maestri, per Giulia Vazzoler e per Fabio Sartori. Nicoletta, grazie Nicoletta, fai vedere nelle distanze i cittadini, Treviso che dà questo omaggio alla lirica italiana a due personalità della nostra Treviso. Voglio ringraziare anche Giulia Vazzoler, che abbiamo fatto una prova ieri così molto veloce a casa, e comunque sono molto felice per Treviso, per il sindaco lo ringrazio ancora perché ha sempre creduto nella mia arte, nella mia professionalità, e veramente speriamo che sia un bel augurio questo. Senta, io ci provo, poi potete dirmi voi. Rifacciamo un bis. I bis non li ho preparati. No, uno dei due brani. L'Ave Maria magari. Allora, sentiamo cosa vorreste risentire. No, tutto un po' troppo. Facciamo l'Ave Maria perché facciamo l'Ave Maria per risentirla insieme ancora una volta. In diretta ancora una volta l'Ave Maria di Schubert dalla Piazza dei Signori di Treviso in questo 1° maggio per ricominciare insieme, per ricominciare con grande forza. Il tenore Fabio Sartori, il maestro Giulia Vazzoler, l'Ave Maria di Schubert. Eccoci dunque, anche abbiamo, come si dice, scroccato un bis che valeva veramente la pena. Sindaco, cediamoci a distanza, comincio per cavalleria con il maestro Giulia Vazzoler. Allora intanto un grazie a nome di tutto, sono passato avanti, chiedo scusa, un grazie a nome di tutti per come ha suonato, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti i trevigiani, grazie di cuore. E adesso vado dal tenore Fabio Sartori. Abbiamo già detto tutto di fatto, perché sì, l'emozione eccetera. Tornerà a cantare qui per noi? Beh certo, io spero che ci sia un invito da parte
del teatro, della fondazione, del sindaco, di tutti. Treviso, certo, quando sono libero volentieri, anche perché era molto tempo che non cantavo più, e merito anche il sindaco qui, che siamo venuti a cantare l'altra volta il 5 mi pare di ottobre al Comunale, e sicuramente abbiamo avuto un ottimo risultato col pubblico, gente, e sicuramente vorrei rifarlo anche quest'anno se Dio vuole. Ed è un buon auspicio, perché vorrà dire che avremo sconfitto una volta per tutte questo virus. Certo, io spero veramente che questa situazione del virus sia completamente finita, perché per il settore nostro, per il settore mondiale deve esserci una svolta di vita per tutti quanti e una serenità per tutti il mondo, soprattutto il mondo. Grazie al tenore, l'ultima parola al sindaco che ha organizzato insieme al Teatro Comunale questa iniziativa. Io però vorrei chiedere ancora una volta a Nicoletta, mentre noi parliamo, di far vedere i nostri cittadini, perché in realtà la bellezza è quello che sta dietro la nostra telecamera. Nicoletta, intanto noi parliamo, fai vedere il pubblico che comunque ha voluto partecipare a distanza, con attenzione, con pazienza. Sì, il ringraziamento al Teatro Stabile del Veneto, al Presidente Beltotto per aver messo a disposizione insomma, gli artisti, il pianoforte, e poi gli amici Giulia e Fabio rispondono sempre presenti per la città di Treviso. Il grande ringraziamento va alla città, ai nostri cittadini. Se oggi possiamo parlare di fase 2 è merito loro. Merito sicuramente di una grande sanità, dei medici e degli infermieri, ma merito anche del grande senso civico e del grande spirito di responsabilità che anche oggi i cittadini hanno dimostrato, e credo che questa potrebbe essere un'immagine che fa scuola a tutta l'Italia, come si può gustare della bella musica, arte, cultura, bellezza, mantenendo comunque le distanze e quindi mantenendo anche la sicurezza per noi stessi e per chi ci sta vicino. Io credo che Treviso debba ripartire proprio dalla cultura, dalle cose belle, dai grandi artisti che rendono grande la nostra città nel mondo. Oggi abbiamo bisogno di loro perché sono i più grandi promotori della cultura e della città di Treviso insieme ai nostri cittadini. Da oggi siamo tutti ambasciatori della città di Treviso, ognuno di noi deve mandare in giro questo video, le foto della città, perché la promozione e il rilancio della nostra città partirà da noi stessi. Grazie davvero di cuore a tutti, grazie ad Antena 3 Nord-Est perché trasmette in diretta questo momento che è stato emozionante. Io non sono riuscito a trattenere le lacrime, con la speranza che la prossima volta che ci troveremo qui con Giulia e Fabio questa piazza sia strapiena e magari senza mascherine e senza guanti. Tra l'altro devo dire, l'immagine più bella, oltre che aver sentito e visto i nostri artisti, erano i nostri cittadini, tutti col telefonino, tutti con una foto, un'immagine, un video che rimarrà comunque nei nostri cuori e che poi girerà nei social. La fortuna di Treviso sta nei suoi cittadini, quindi grazie davvero Treviso, grazie ai cittadini, e come diceva Fabio Sartori col brano Nessun dorma, all'alba vincerò, ma la promessa è che vinciamo noi questa partita. Allora chiedo ancora una volta a Nicoletta di girarsi verso il pubblico, perché alla fine forse l'applauso più grande va fatto proprio ai nostri cittadini, alla nostra città di Treviso e alla nostra gente veneta, che ha saputo con pazienza e continua con pazienza a cercare un futuro tutti assieme, anche e nonostante questo coronavirus. E con questo io restituisco la linea allo studio, grazie. Lucio, grazie davvero per questo collegamento, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto e a questa bella fotografia per quanto struggente di Piazza dei Signori, dove si sono esibiti Fabio Sartori, tenore, Giulia Vazzoler, pianista, nell'Ave Maria di Schubert e in Vincerò. Un augurio a tutta la comunità di Treviso e a tutto il Veneto. Adesso per noi c'è un breve break pubblicitario, ci vediamo subito dopo. Di nuovo in diretta per l'ultima parte della nostra diretta straordinaria, almeno per questa mattina. Vi porto con queste immagini a Gaiarine. Gaiarine è tra i comuni che in questi giorni sono scesi maggiormente in piazza, perlomeno i tanti commercianti esercenti della zona, con il pieno sostegno del sindaco che nei giorni scorsi avevamo anche sentito, era stato nostro ospite. Commercianti che sono scesi
in piazza, in ogni angolo del Veneto sostanzialmente. Questa sera vi racconteremo cosa è successo da Belluno al Polesine. Già vi abbiamo mostrato delle immagini da Portoviro, da Conegliano, abbiamo parlato con l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, che era stata a Vicenza e Bassano. Manifestazioni ci sono state anche a Valdobbiadene, a Spresiano, con la consegna simbolica, ma forse non più di tanto, delle chiavi dei negozi ai sindaci che si stanno facendo portavoce, al di là dei colori politici, delle necessità, dei gridi d'allarme dei loro operatori, dei loro commercianti. Questo quindi in tutto il Veneto, e queste le immagini che arrivano per l'appunto da Gaiarine, dove ogni commerciante, ogni negoziante ci ha messo la faccia sostanzialmente e grida la sua disperazione, chiedendo tempi di partenza certi. Ovviamente tutti i commercianti che abbiamo sentito sono pronti a fare la loro parte e ad adeguarsi alle misure di protezione, alle misure di sicurezza. Questa quindi la carrellata di immagini da Gaiarine. Chiedo alla regia se è possibile portarci adesso a Venezia, dove l'Ascom fa il punto del commercio in centro storico. Venezia è tra i luoghi più colpiti per tutta una serie di ragioni. Dopo l'acqua granda di novembre è stato ovviamente un susseguirsi di notizie negative. Facciamo il punto della fase 2 a Venezia, cosa si preannuncia con l'Ascom, con il presidente dell'Ascom di Venezia, Roberto Magliocco. Abbiamo già casi di aziende che hanno già disdetto il contratto di affitto perché ritengono di non essere più in grado di ripartire nel momento giusto. Il presidente dell'Ascom di Venezia è preoccupato per la sopravvivenza dei piccoli negozi di vendita al dettaglio in centro storico. Il problema che abbiamo grosso è quello della liquidità. Al di là dei grandi proclami del governo, poco si è fatto per le microaziende e pertanto adesso noi siamo su una fase di assistenza alle aziende per quanto riguarda il microcredito attraverso le nostre cooperative FIDI. L'Ascom Lagunare è pronta a mettere sul tavolo del comune alcune proposte concrete per uscire dalla crisi. Adesso chiederemo all'amministrazione di poter sospendere il pagamento del plateatico da una parte e chiedere la possibilità, visto le prescrizioni per poter ospitare nei plateatici la clientela, la possibilità di avere un aumento di un 30% laddove è possibile dei spazi da occupare. Il momento è difficile, ma non manca in Roberto Magliocco una buona dose di ottimismo. C'è molta aspettativa per un turismo sia regionale che nazionale. Per quanto riguarda le aspettative per un turismo estero, penso che per quest'anno dovremmo un po' sperare in un miracolo. E a proposito di Venezia, c'è un post di poco fa su Facebook del sottosegretario all'economia e candidato sindaco a Venezia, Pierpaolo Baretta, che dice: Venezia è una comunità e il governo è il suo migliore alleato, Venezia è una comunità viva e va ascoltata e valorizzata tutta, territorio, associazioni, opposizione, senza accentramento esasperato e personalistico. Il governo non è un nemico di Venezia, come invece viene dipinto ogni giorno. Spesso è stato il migliore alleato di questa città e può esserlo ancora. E poi appunto Baretta passa in rassegna quello che sta facendo il governo in termini di liquidità anche per le imprese, dicendo: a Venezia serve una nuova visione, una nuova idea di città e una nuova amministrazione. Queste le parole di Baretta, ma ritorniamo alla protesta di piazza. Questo è invece il fotogramma che arriva da Conegliano,
dove la protesta è stata forse la più forte in provincia. C'è stata un'aggregazione, ovviamente con tutti i distanziamenti del caso, ma un'aggregazione, un bel colpo d'occhio, vediamo. C'è una scalinata piena di imprenditori qui che non ce la fanno più. Voi che cosa avete chiesto al sindaco? Allora, noi al sindaco abbiamo consegnato una chiave simbolica, una solo, perché raggruppa tutto, dai commercianti agli esercenti, alle partite IVA, agli artigiani, quindi tutto il mondo del lavoro che sta soffrendo. Quindi abbiamo detto al nostro sindaco che ci dia una mano a livello naturalmente più alto, col governo, con le regioni, con chi può relazionarsi, che ci dia una mano a riprenderci in mano il nostro futuro. Volevo ringraziare i commercianti perché hanno fatto una manifestazione all'insegna di quelle che è la caratteristica di Conegliano, con molto garbo, molta eleganza, ma al tempo stesso molto deciso e pieno di contenuti, per cui è veramente un momento simbolico in cui tutti i commercianti stanno esprimendo il loro disagio, lo esprimono e chiedono solo di poter lavorare. Quello che chiediamo noi come istituzione è di portare questo disagio ai livelli più alti e far capire che se non riprendiamo il lavoro in assoluta sicurezza non saremo in grado di mantenere questo Paese. Questo è il clima a Conegliano, poi sintetizzato anche dal sindaco Chies, uscito dalla quarantena poco tempo fa. Primi cittadini che sono a fianco, come dicevamo prima, dei loro titolari, dei loro negozianti. Questo è il primo maggio atipico, inedito, che vi abbiamo raccontato. Continueremo a farlo dalle 17:30, quando ritorneremo in diretta. In studio ci sarà Daniela Sizia con altri ospiti. Nel corso dei nostri telegiornali il punto da tutto il Veneto. Per il momento è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.